tranquillizzante sui tempi del mio intervento e voglio però precisare in che senso tranquillizzante. Io parlerò il meno prolissamente possibile. Perché? Perché noi siamo in sede di giudizio di rinvio, siamo, confessiamolo anche, tutti un po' psicologicamente stanchi e provati dal dover ripetere ciò che abbiamo vissuto, sofferto, detto per anni, anche se la situazione è invece relativamente nuova per la Corte, soprattutto perché partiamo da una relazione che non possiamo, no, è la verità, non possiamo dimenticare. Io poi la riprenderò anche sotto un altro punto di vista, per il taglio. Allora dicevo, una relazione che pur non, diciamo, ponderosa, però è riuscita a indicare a tutte le parti e alla Corte tutta, tutte le complesse tematiche di questo processo e soprattutto le linee, che sono quelle che contano, delle varie impostazioni e delle varie interpretazioni difensive o accusatorie e, credo che ci sia un problema, ed anche nelle stesse sentenze. E allora non possiamo rimestare più del necessario. E sotto questo punto di vista l'intervento per la difesa Liparota apparentemente potrebbe anche essere un intervento relativamente breve. Però, signori della Corte, la difesa Liparota, una discussione non può che basarsi sulle caratteristiche dell'imputato e sul comportamento dell'imputato. Non esistono schemi astratti, esistono solo necessità concrete in relazione al singolo processo e soprattutto in relazione al singolo personaggio. Chi vi parla ha dovuto difendere non ce ne do ormai tutto passato, tutto si può dire, tranne alcune cose che conservo nell'animo. Allora dicevo, ha dovuto difendere un capo del SID tenendo presente che era incapace di mentire. Ovviamente sembra un assurdo, un capo del servizio segreto incapace di mentire. Però era così. Non lo so, perché poi c'erano altri aspetti. Però comunque c'era assolutamente questa situazione. E allora si è dovuto costruire tutta una impostazione difensiva, peraltro onestamente soddisfacente, come molti ricorderanno, perché l'innocenza qualche volta alla fine viene fuori, e soprattutto quello che ricordo che chi aveva chiesto, il pubblico ministero che aveva chiesto la condanna, non impugnò, e questo è estremamente significativo. Orbene, voglio dire, tutta una difesa si deve impostare su questo. E allora vedete, altre difese hanno ovviamente compiti più ponderosi per molti aspetti, per i pericoli che si corrono, per la puntualità che si impone, per l'analisi che si impone, per la valutazione di determinate posizioni, e quindi hanno bisogno del loro tempo. Ma questa difesa non può dimenticare un fatto che è inutile dimenticare. Io non so se conviene o non conviene, ma credo che sia sempre la peggiore tattica quella dello struzzo, di mettere la testa sotto la sabbia e nascondersi le realtà. Perché le situazioni sono quelle che sono. E allora non si può dimenticare che mentre, per esempio, in concreto, Ferraro e Scattone hanno sempre sostenuto una tesi molto semplice, l'assoluta innocenza e l'assoluta estraneità, Franco Liparota è l'uomo della doppia parola. Non lo possiamo dimenticare. Dimenticarlo, tacerlo, credo vorrebbe dire rendergli un pessimo servigio. Perché voi lo sapete, dovete saperlo. E dovete giudicare su questa realtà.
E allora se altri hanno una causa, la difesa di Parota ha due cause. Ha la causa che nasce dalla verità di un solo pomeriggio, di un solo momento, peraltro tormentato, di quel 16 giugno che per chi vi parla rappresentò l'ingresso nel processo e la drammatica partecipazione da convitato di pietra a quel dramma che si andava, e la ripetizione voluta, che comunque si andava consumando quel pomeriggio dell'auto ed etero accusa, ed è l'uomo della negativa di tutto il processo, della fase delle indagini preliminari pre-ordinanza cautelare, della mattina del 17 giugno e di tutto il successivo comportamento fino alle lunghe, articolate, sofferte dichiarazioni spontanee. E allora, signori della Corte, questo vuol dire che io mi devo porre, e vi devo porre, le problematiche che nascono dal doppio scenario. Che io ritengo trovino la loro sintesi in una sola conclusione. In questo processo noi avremo sentenza, ovviamente, ma non avremo più verità. Finché non si avrà la forza di ammettere e di dichiarare in una sentenza che l'unica realtà e verità è il dubbio. Perché un processo nel quale, come vedremo, la speranza della verità è abortita subito per i condizionamenti, formidabili condizionamenti emotivi che hanno determinato i comportamenti di tutti, anche di Francesco Li Parota, che come vedremo è stato sottoposto a una violenza inaccettabile, da tutti. Ma ha condizionato l'opera di tutti, a cominciare dagli inquirenti e a continuare con quella dei giudici. Avete mai sentito gli appelli presidenziali? Che, intendiamoci, nella mia considerazione umana accrescono la stima, la simpatia, la fiducia, dal punto di vista professionale l'affetto per quel Presidente, la convinzione che egli sia stato sempre animato, egli e molti in questo processo, sia ben chiaro, da un'altissima carica di giustizia. Ma vi rendete conto che è avvenuto quello che non è mai avvenuto in un'aula di giustizia e che non può avvenire, l'appello del Presidente? Questo è un processo che è stato sempre condizionato dall'ansia di giustizia. E dico subito che in un processo nel quale non possiamo che ripetere sostanzialmente le stesse cose, noi però abbiamo oggi una rivoluzione copernicana, perché il primo valore della sentenza di annullamento, al quale subito torneremo, è il ritorno al momento del diritto. Noi dobbiamo parlare delle stesse cose, ma ne dobbiamo parlare nel solco di principi di diritto sui quali molto rapidamente torneremo e che non possiamo dimenticare, non solo per il valore vincolante ex articolo 627, ma per il valore di insegnamento, che vuol dire imporci, senza dimenticare l'umanità, tornare al momento del diritto come unico tentativo accettabile di una soluzione equa, anche se insoddisfacente ed amara sotto altri profili. E allora dicevo, condizionamenti di tutti.
Vedete, dicevo, un attimo solo, chiedo scusa, quindi una situazione di incertezza, nella quale campeggiano solo alcune certezze subordinate. Cioè, se si accogliesse, cosa che ovviamente non mi auguro con tutte le mie forze, la tesi della verità dell'ha letto seconda versione e di Liparota del solo pomeriggio del 16 giugno, solo alcune certezze vi sono in questo processo. Primo, che questa sia stata una tragica disgrazia e che quindi non si possa mai parlare di nessuna ipotesi di dolo. Secondo, che se Liparota avesse taciuto lo avrebbe fatto o per paura dell'autoincriminazione, questa è la sostanza, e in ogni caso, signori della Corte, che qui si è consumata attraverso l'ingiustizia una illegittimità e attraverso l'illegittimità un'ingiustizia nel momento in cui si è impugnata la sentenza solo nei confronti di Liparota e non di Alletto. Lo dico con tutta l'ammirazione per la Procura Generale, ma non posso non ripeterlo, perché questo testimonia che nei confronti di Franco Liparota non vi è stato un comportamento razionale, ma una vendetta giudiziaria per non avere egli proclamato la verità della quale si credeva. E questo ha provocato la illegittimità attraverso la contraddittorietà dei giudicati e ha portato ad una assurda pena, ad una inimmaginabile pena, che è la cosa che più contesto la sentenza annullata. Perché io da troppi anni frequento queste aule per non rendermi conto che ogni essere umano e ogni giudice ha la sua interpretazione dei fatti e può giungere all'assoluzione o alla condanna. Ma non accetto la vendetta giudiziaria. Il massimo della pena in questa ipotesi è un crimine contro la giustizia, anche a credere all'accusa. E queste sono le uniche certezze subordinate all'incertezza di fondo. Ecco perché io parlerò il meno possibile, perché farò solo accenni a queste tematiche, ma purtroppo devo dire qualcosa sulle varie tematiche, perché questa è la situazione oggettiva creata dal comportamento del quale parleremo, di cui ragioni parleremo, dell'imputato. Ed io non posso sottrarmi a questo dovere. Ma dicevo, ritorno al momento del diritto, assolutamente necessario, e vedremo di quale diritto, perché il condizionamento psicologico ha distrutto la speranza della verità giudiziaria. Vedete, questo processo ha naturalmente delle date fattuali estremamente significative, la data del fatto e soprattutto la data della morte, che per me suona particolarmente significativa. E allora dicevo, morte il 15 maggio. E allora dicevo, signori della Corte, noi ci rendiamo conto delle ragioni di questo condizionamento. Uso il noi, perché se usassi l'io sarei di cattivo gusto. Diciamo noi tutti. Quando sono morti i 26 bambini a San Giuliano, credo che tutti l'abbiano sentiti per un attimo, figli loro. Quando muore innocente
Perché vedete, le vittime, tante volte, sono vittime, per carità, però, e voi sapete benissimo, non vengo a dire cose, ma voglio dire anche le vittime, non pensiamo un attimo alle vittime della mala, pensiamo anche ai casi di provocazione, di abuso di esercizio, insomma, senza parlare delle truffe, nelle quali bisogna sempre stare molto attenti al truffato, perché spesso è un aspirante truffatore che ha fatto male ai suoi conti. Ma, dicevo, le vittime vanno sempre rispettate, ma ci sono vittime e vittime. Quando la vittima è una giovane vita che si spezza senza un perché comprensibile, è chiaro che nasca quel condizionamento. Io lo capisco, lo comprendo. Ma chi sceglie queste attività deve avere la forza della professionalità che non hanno avuto qui, per esempio, e soprattutto le forze dell'ordine. Non è la tesi del complotto, è la tesi dell'errore. Questo è un processo in cui troppi sono giunti all'ingiustizia attraverso l'ansia della giustizia. Questo è il processo dell'autoinquinamento di Maria Chiara Lipari per amore di verità. E allora per il processo una data conta, una data, il 21 maggio. Perché il 21 maggio è stata ufficializzata, anche se poi la trasmissione, come ricordava l'illustre relatore, del rapporto è avvenuta successivamente, ma sappiamo benissimo che quei tali prelievi, tra i quali quelli sulla famosa finestra, sono avvenuti il 15 maggio, sappiamo benissimo che al massimo il 21 maggio, ma in effetti anche prima, la bomba è giunta alle forze di polizia. Era stata individuata la fonte dello sparo. Tutto comincia il 21 maggio. Il 21 maggio comincia il processo all'Istituto di Filosofia del Diritto. E non a caso, il 21 maggio viene sentito Liparota, il 21 maggio viene sentita Maria Chiara Lipari, la quale nel pomeriggio non ricorda nulla e la notte comincia a ricordare tutto. Perché vedete, io so di non poter contare sulla parola dell'imputato, perché si è contraddetto, si dice, e sia. Ma io rivendico che lo stesso criterio venga adoperato per gli altri. Quale maggiore credibilità ha letto che dal bianco dell'innocenza e dell'estraneità passa al nero fumo della consapevolezza e del coinvolgimento? Quale maggiore credibilità ha Maria Chiara Lipari, al di là della differenza radicale dei personaggi e degli orientamenti, che dal nulla del pomeriggio del 21 arriva al tutto del, mi pare, 8 agosto, 4 agosto, non ricordo in questo momento, quello del tonfo e dello scattone, 8 agosto, del tonfo e dello scattone, perdonatemi, la vecchiaia avanza, dell'8 agosto, attraverso il recupero delle sensazioni subliminali. Questa è la sostanza. Siamo un bel dire, è un bel disquisire. Questa è la semplice verità. Questi sono i fatti processuali. E allora io non posso giurare, Liparota vi ha detto la verità, ma nessuno può giurare che qualcun altro abbia detto la verità. Negarlo vuol dire chiudere gli occhi alla realtà. Io li ho aperti, vi ho ammesso da subito. Dissi nella relazione introduttiva, io difendo l'eventuale testimone. E quindi questa complessità della posizione la confesso. Ma perché si deve negare per gli altri? Perché gli altri fanno comodo all'accusa.
Questa è l'unica verità. A questo tragico inganno che hanno subito i parenti che si sia scoperta una verità. E invece della rassegnata, amara, ma equa, sconsolata proclamazione di impotenza. E allora cerchiamo di tornare al diritto. Perché ho citato la relazione? Perché la relazione, io credo, dà una indicazione metodologica assolutamente corretta e preziosa nel momento in cui è partita sostanzialmente dal ricordo della sentenza di annullamento. Non è la sentenza di annullamento l'ultimo momento dell'iter precedente, cioè lo è, ma è il primo momento di un giudizio di rinvio, dovrebbe essere sempre così. E allora non è possibile continuare, non dico a parlare delle stesse cose, perché tutti non possiamo che parlare delle stesse cose perché le cose sono quelle, ma non è possibile continuare a dare alla valutazione dei fatti lo stesso taglio che è stato dato prima della sentenza di annullamento. Perché se così facciamo, noi abbiamo violato l'essenza del valore della sentenza di annullamento. La violazione del comma, mi pare, verso 127, del valore vincolante della decisione della Suprema Corte, non passa attraverso il tradimento o la cattiva interpretazione di questa o quella parola, peraltro talora criptica della stessa Corte. Dobbiamo dire ciò che è. Qualche volta è di difficile lettura questa sentenza, ma non è, come vedete, per carità, lasciamo perdere, ma non è, dirò subito e mi differenzio da chi che sia sul punto, non è una sentenza di fatto. Di fatto? Sì, sul fatto. Allora dicevo, signori della Corte, il valore vincolante è soprattutto in ciò: la affermazione della erroneità di un metodo di valutazione. E quindi quando io sento ripetere lo stesso schema, sento poco perché purtroppo sono stato latitante, ma sento gli echi delle brillanti discussioni d'accusa. Ah, non quelle dell'ultima volta, sul fatto. No. Ah, Ho già anticipato. Non ha sentito Siniscalchi. Siniscalchi, per quello che ho sentito, ha detto cose che condivido e ci tornerò subito. Allora dicevo, quando sento gli echi della impostazione accusatoria, che è la riproduzione fedele della impostazione d'accusa ante sentenza di Cassazione, questo è violazione, a mio avviso, del principio della vincolatività della sentenza di annullamento. Perché vedete, signori della Corte, noi dobbiamo cominciare il primo principio di diritto che è insito, ma chiarissimamente nella sentenza, è quello che nasce dallo stesso fatto dell'annullamento. Io ho sentito dire che la Cassazione avrebbe avallato spero di aver capito male, anche perché, ripeto, non sono stato molto presente, ma che la Cassazione, per esempio, avrebbe avallato l'attendibilità dell'alletto o l'attendibilità della Lipari. Ma stiamo veramente scherzando? Signori della Corte, esiste nel nostro codice un articolo 619, troppo spesso dimenticato. Gli errori di diritto nella motivazione e le erronee indicazioni di resti di legge non producono l'annullamento della sentenza impugnata se non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo. La Corte tuttavia specifica nella sentenza le censure e le rettificazioni concorrenti. Cioè partiamo da una prima constatazione insuperabile perché è nella legge. Se la Corte
di Cassazione avesse ritenuto errori espositivi, per esempio nell'ordine grafico della trattazione, se avesse ritenuto che la Corte di secondo grado e quella di primo grado, perché la Cassazione valuta le due sentenze, come non poteva non essere, perché altro principio sicuro è quello della integrazione delle motivazioni, se la Corte avesse ritenuto che gli errori che ha ritenuto di individuare in sostanza non avevano influito in modo decisivo, cioè se non avesse ritenuto quegli errori determinanti per la condanna, perché la sentenza annullata, le sentenze annullate erano la sentenza annullata e le sentenze considerate erano e sono sentenze di condanna, se non avesse ritenuto determinanti, se non avesse ritenuto che questi errori abbiano avuto influenza decisiva, cioè abbiano causato la condanna, non avrebbe annullato. Vedete, quello che deve cessare è questo atteggiamento inaccettabile, per il quale, se la sentenza rigetta i ricorsi degli imputati, però è un autorevole avallo. Se la Cassazione annulla, è un incidente di percorso. Quando, in altre sedi, non questa, tengo a chiarirlo, non è considerata come prova di collusione. Questa è la realtà che respiriamo quando andiamo in sede di giudizio di rinvio in troppe sedi giudiziarie d'Italia. Ancora l'altro ieri sentivo un intervento di un procuratore generale dei toni inaccettabili che avrebbero imposto al Presidente di togliergli la parola. Non parlo dei processi sulla stampa, parlo di quelli che contano, di quelli che faccio tutti i giorni, dei processi, no, ma non mi riferisco ai processi, ripeto, che faccio io e che vedo e che soffro ogni giorno. Qui non si giunge a questo, si respira un'altra aria, siamo in un altro ambiente, però l'annullamento è un incidente di percorso. Questo ho sentito all'inizio di Siniscalchi e lo condivido pienamente, seppure detto in altro modo, eppure senza il richiamo al 619, ma la sostanza è questa. E allora il primo punto di diritto inequivocabile è questo: quegli errori ritenuti hanno provocato la condanna, altrimenti non vi sarebbe stato l'annullamento. Signori, ma lo sapete che siamo arrivati al 70% di sentenze declaratorie di inammissibilità dei ricorsi? Ma lo sapete che gli annullamenti sono il 4-5%? Ma la vogliamo smettere di considerare un annullamento un qualcosa di cui ci si libera con un lifting o un restyling? Come diceva bene Siniscalchi, con un intervento estetico sulla motivazione. Questo è contro la legge e contro la realtà della giurisprudenza della Corte di Cassazione, che annulla quando proprio non ne può fare a meno. Quante volte sentiamo dei procuratori generali in Cassazione e leggiamo una sentenza per una Corte? Sì, la sentenza, per carità. Se dovessi usare termini non aulici, dovrei dire altre cose. Diciamo che si dice, si scrive, la sentenza effettivamente è carente in molti punti, però io ho detto alla Suprema Corte che è divenuta da Corte di Cassazione una Corte di salvazione. L'ho detto in discussione, le cose io le dico sempre apertamente. E allora rendiamoci conto del valore giuridico e morale di un annullamento. Trovino le accuse pubbliche e private tagli diversi, motivazioni diverse, altrimenti confessano che si impone l'assoluzione, perché non sanano gli errori che hanno provocato la sentenza di annullamento. E questo è diritto. Il secondo principio lo conosciamo, lo sappiamo tutti, nessuno lo può negare, il relatore lo ha evidenziato, è quello dell'errore metodologico nella omologazione. Quello è scritto così chiaramente che è inutile tornarci, è ovvio, nella omologazione
degli elementi di prova. Ripeto, è scontato, ho detto che parlerò almeno prolissamente possibile, quindi non parlo dell'ovvio. Però questo ha una precisa conseguenza. In primo luogo, vedete, io non capisco perché questa sentenza abbia sorpreso e per qualcuno abbia fatto scandalo. Parliamoci chiaro. Potrei ricordare che c'era anche una richiesta del procuratore generale che chiedeva l'annullamento, lasciamo perdere, anche se con motivazione parzialmente diversa, ma lasciamo perdere, non conta, non ha importanza. Quello che è importante però è che questa sentenza non ha fatto altro che applicare il numero 3 dell'articolo 192 e porsi nel solco della ben nota sentenza Marino. Perché che cosa ha sottolineato a questo punto? Che non può essere, come dire, contemporanea la valutazione degli elementi di prova, ma deve essere logicamente distinta perché, soprattutto nella fattispecie, la prova d'accusa sul fatto concreto, cioè lo sparo, la condotta dello sparo, è solo in dichiarazioni da valutare ex articolo 192 numero 3. Nessun altro parla di sparo, nessun altro ha visto lo sparo, quindi non c'è una testimonianza sullo sparo. Non l'ha visto la Lipari, no, Liparota è ex numero 3, eccetera. Perciò non l'ha visto, l'ha letto, non l'ha visto, cioè l'ha letto sì, chiedo scusa, parliamo dei testi, è ovvio, il concetto è ovvio, chiedo scusa del bisticcio di parola. Non l'ha visto la Lipari, non l'ha visto certamente la madre di Liparota, non l'ha visto la Olzai, quindi la prova è costituita soltanto, ecco il valore e il significato, quando dice ed insiste, voi dovete trovare gli elementi sullo sparo di riscontro, perché tutti gli elementi utilizzati, parleremo per un attimo a parte della generica, gli elementi di prova specifica sullo sparo non cadono, gli elementi di prova specifica in generale, non cadono sullo sparo, ma su fatti dai quali si potrebbe ritenere confermata la dichiarazione della letto seconda maniera e la dichiarazione di Liparota del solo pomeriggio del 16 giugno. Ecco il perché di questo annullamento in punto di diritto. So bene che anche l'amico Pietro la pensa un pochino diversamente, ma come si fa a negare che questo è puro diritto? Ma se non è diritto questo, che cosa chiamiamo diritto? Se non è diritto il criterio di applicazione della norma e la censura dell'errore nell'applicazione della legge, aboliamola questa Cassazione. Perché questo si vuole. Questo si vuole. Perché non si vuole il controllo di legittimità, perché domina l'anarchia. E un Marcel diviene ogni villan che parteggiando viene. E un giudice di pace se ne infischia della Corte Suprema. Questa è la verità della nostra cosiddetta giustizia. Se non gli dà ragione. Se gli dà ragione è autorevole. Se lo censura è un pericolo. Se volessimo affrontare veramente i problemi della giustizia in Italia, dovremmo fare discorsi molto concreti e molto amari. Dovremmo parlare della giustizia fondata sui criminali, dovremmo parlare dell'anarchia, molto prima delle tardività. Perché è sempre meglio una giustizia che arrivi dopo, ma che sia giustizia, anziché la giustizia del 21 maggio. E allora dicevo, quindi altro non ha fatto questa sentenza che applicare un principio. So bene che ci sono oscillazioni anche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione. Questa sentenza sul rapporto tra dichiarazioni e oggetto di prova e elementi di riscontro. Questa sentenza altro non ha fatto che riprendere il semplicissimo discorso della sentenza Marino
che è basato sulla lettera della legge. Altri elementi di prova che confermino l'attendibilità. Tutto è nel significato del termine confermino. Confermino presuppone che qualcosa già esista. Ecco perché prima bisogna valutare l'attendibilità in sé e poi cercare gli elementi di riscontro. Perché se l'attendibilità in sé è esclusa, non ne parliamo proprio. Ma se è anche soltanto dubbia, allora non occorrono altri elementi che ne confermino l'attendibilità, ma occorrono elementi di prova che dimostrino il fatto, autonomi e autosufficienti pure. Il che non è sostenibile nella specie, dinanzi a dichiarazioni che non toccano la condotta dello Stato. Lipari, Villela, Olzai. Ecco, vedete, come vedete, è puro diritto. Ed è diritto innegabile, perché è semplicemente la lettura della legge. La Cassazione ha fatto una cosa molto semplice, che non fa sempre. Una volta tanto ha riletto il numero 3 dell'articolo 192 per quello che scrive. E ha censurato che cosa? L'opposto criterio, che confondendo tutti gli elementi di prova di diversa natura in una realtà omogenea e quindi da valutare con gli stessi criteri, ha creato la melassa della prova. Questo è stato questo processo. Ha sommato realtà diverse, ha messo insieme l'acqua e l'olio e ha fatto una mistura e ha sommato, ha letto seconda maniera, Liparato Pomeriggio, Villella, Lipari, Olzai e ha detto, e poi parleremo un attimo della generica, e ha detto questa è la prova. Discorso sulla generica. Perché la concreta declaratoria di inutilizzabilità della generica? Sempre per una questione di diritto, non per una valutazione sulla prova. Perché? Perché eccellenze della Corte ha fatto due ragionamenti la Suprema Corte. Per una parte della prova generica, quella cioè creatasi a seguito della seconda rinnovazione del dibattimento, quella dopo l'ordinanza emessa al termine delle discussioni, ha rilevato la illegittimità dell'ordinanza. Se non è diritto questo, e se non è vincolante questo principio, ditemi voi che cosa è diritto. Ha scritto che quella seconda rinnovazione non si poteva fare perché ha violato il 603 e vogliamo continuare a utilizzarlo. Ne parleranno altri difensori, ma si parla ancora della perizia nanotecnologica sulla borsa di Ferrara o sul contenuto della borsa di Ferrara. Ma se la Cassazione l'ha dichiarato inutilizzabile perché ha dichiarato illegittima l'ordinanza di rinnovazione del dibattimento, perché ha constatato quello che abbiamo detto subito, che è una presa in giro emettere l'ordinanza dopo la discussione del tutto e dirci che è stato soltanto perché sono state valutate le motivazioni delle parti. Signori della Corte, ma per ottenere un 603 per sentire un test determinante bisogna combattere atrocemente e poi viene ritenuta l'assoluta necessità dopo che si sono rigettate tutte le richieste e si è ritenuta la sufficienza della prova. Perché? Per quell'ansia di giustizia, per quell'amore della giustizia sostanziale. Ma credete che queste cose quei giudici le abbiano fatte per cattiveria? Ma credete che io pensi questo di un magistrato come Plotino, di un magistrato come Lasiotto? Ma stiamo scherzando? Questo errore ha accresciuto la mia stima umana. Però è stato un errore.
Perché commesso? Nel tentativo disperato di raggiungere l'impossibile. Perché si è preso atto che la prova non era sufficiente per condannare, ma si è voluto tentare ancora. Non mancava, non era assolutamente necessaria ai fini del decidere, era assolutamente necessaria ai fini del tentare di condannare. Ecco perché si impone il ritorno al diritto. Perché, signori, sia ben chiaro, io perché a modo mio amo il diritto? Certo, un amante disprezzato dal diritto stesso, che di un amore come quello di una persona così modesta non può che ampiamente disinteressarsi. Però perché l'amo? Perché, signori, noi le verità qui non le conosciamo mai, perché la vita è diversa, perché la verità è fuori e non la conosceremo mai. E allora la verità, piccolo esempio, ma credete veramente allo sparo senza movente? È senza movente per Scattone e Ferraro, ma per chi ha sparato. Signori, qua c'è una verità che non siamo riusciti a trovare. Perché se queste cose non si scrivessero in sentenze, non si dicessero nelle aule di tribunale, sarebbero irrise. Perché che si spari all'università in un momento di affollamento senza una ragione è un'assurdità. Però la vostra tesi è l'assurdità, che questi abbiano sparato per follia. E allora dovete dire che sono folli. Non avete trovato un movente e allora vi rifugiate nel delitto senza movente. I raptus non sono del portare la pistola all'università. Questo è il problema. Voi sostenete un'assurdità e avete dato, dico voi genericamente per carità, è stata creata nelle indagini preliminari un'assurdità e si è data in pasto al dolore dei familiari questa assurdità e si è creata la loro convinzione dell'assurdo, dell'impossibile. Un teorema scientifico si voleva Scrivete queste sciocchezze, non avete osato neanche più sostenerle, non le hanno scritte le sentenze. Per questo è nata la teoria del teorema e l'avete dovuta abbandonare perché non sarebbe dolo eventuale allora, e il dolo diretto non l'avete nemmeno più chiesto, è fuori dal processo. Questa era la tesi delle indagini preliminari, quelle che ha sbattuto Liparota in galera, perché solo così si poteva immaginare un concorso. È una tesi che avete dovuto abbandonare dinanzi all'assurdità, oltre che alla carenza di prova. Il movente c'è stato e non lo avete potuto individuare. E avete gettato in pasto all'opinione pubblica, al dolore dei parenti, alla partecipazione del popolo, l'assurda teoria dello sparo all'università senza movente. Questa è l'essenza del processo. E abbiamo costruito la verità della dialettica. Ah, certo, ho sentito vostre bellissime discussioni. Siccome mi piace parlare degli assenti e non dei presenti, ricordo la bellissima discussione di Luciano Mifelisi. La tutta dialettica. La dialettica è l'arte di Lisia, che 2400 anni addietro ci insegnò con i dialoghi contrapposti con discorsi perfetti. Andrebbero rilette certe cose, perché se voi rileggete quei dialoghi contrapposti voi trovate che le due dissertazioni sembrano inattaccabili, eppure non possono essere entrambe esatte, perché giungono l'una al bianco e l'altra al nero. Questa è la verità che si è creata, ma non è questa la verità
che si deve cercare. Perché l'assoluzione si può basare sulla dialettica, perché crea il dubbio. La condanna richiede la certezza della prova, non l'abilità della dialettica. E allora dicevo, perché è stata abbandonata la generica? Perché si è imposto l'abbandono della generica? Per una parte, per una insuperabile ragione tecnica, che era giusta e che comunque è vincolante. Quindi sia ben chiaro, degli esiti della seconda rinnovazione questa Corte non può tener conto. Violerebbe apertamente il dictum della Cassazione ed imporrebbe un nuovo annullamento. Poi non so se l'annullamento ci sarebbe, perché la vita, per carità, tutte capita, tutte sentenze, tutto è possibile, ma non potete certo scommettere sull'errore della seconda sentenza. Ma perché ha abbandonato tutta la generica, tranne gli accertamenti obiettivi. Questo è un dato di grande significato. Gli accertamenti sul posto non lo sparo, lo dice espressamente. No, iniziare, perizia necroscopica. Esatto. Perché? Perché tutta l'altra generica, anche quella ammissibile, ha condotto a risultati di incertezza. Ecco perché, signori della Corte, va letta con attenzione quella sentenza e va anche corretta in qualche svarione, per esempio uno svarione. Signori, ha scritto a un certo punto la sentenza che la difesa Liparota avrebbe affacciato l'ipotesi del dolo eventuale. Ma se siamo stati gli unici a parlare sempre di colpa, e solo di colpa. Ci sono dei lapsus, degli errori materiali. Non per nulla il legislatore adesso ha introdotto, nel caso di sentenza di rigetto, il 625 bis per la correzione degli errori materiali. Allora dicevo, signori della Corte, certo, dove ha detto dolo eventuale, sì, certamente, dove ha detto che la difesa di Parota ha avallato, è sicuramente sbagliato, ma è un errore materiale, non è la causa dell'annullamento. Ecco la differenza. Allora dicevo, signori della Corte, qual è il principio importantissimo di diritto che la Cassazione ha accolto in accoglimento dei motivi, perché c'erano i motivi di ricorso, perfino in quelli nostri, di difesa di Parota. Signori della Corte, qual è stato l'errore di diritto? Di ritenere che le probabilità più o meno elevate, che sono incertezze, possano costituire fonte di certezza. Altrimenti, vedete, se fosse stata certa, è impensabile ipotizzare che la Cassazione abbia potuto sostenere che il riscontro di generica certo, il fatto di generica certo, non può essere riscontro alla dichiarazione ex articolo 192 numero 3. Avessimo raggiunto una certezza. Se avessimo raggiunto una certezza, avremmo trovato il riscontro delle accuse di Parota a letto, oppure avremmo trovato la prova della loro erroneità o del loro mendacio. Faccio la distinzione perché ritengo profondamente che sia mendacio, dialetto e più che errore, crollo psicologico di Francesco di Parota. Ma comunque, signori, avremmo trovato il riscontro e la Corte di Cassazione non avrebbe mai annullato. Perché ha annullato? Perché comunque, l'ha scritto però, che l'ha scritto che è prova incerta, l'ha detto. L'ha annullato perché ha ritenuto, giustamente, ma comunque ha ritenuto con valore vincolante, che il riscontro debba essere certo. Questo è il punto. La generica come riscontro, certo, se conduce a risultati di certezza. Infatti, la perizia necroscopica mica l'ha dichiarata inutilizzata, perché quella è un dato di generica, ma per quanto sia umanamente possibile, che poi può sbagliare anche il perito, ma altrimenti poi non faremo più il giudizio, allora dicevo, quella è giunta a un risultato di certezza. E allora, quindi la prova che la mia non è un'interpretazione partigiana, è nella, o perlomeno io ritengo che non sia partigiana, è nella
differenziazione nell'ambito della generica. Ha buttato a mare falso, ma come si fa a non buttare a mare falso? Signori, diciamo le verità come sono. Questo processo è nato, non il processo sul fatto, il processo all'istituto, questa impostazione è nata per l'arretratezza culturale della nostra polizia scientifica. Perché il dottor Falso, nell'anno di grazia o di disgrazia, io credo che ci siano pochi anni di grazia e molti di disgrazia, perché tanta sofferenza ingiusta e inutile nel mondo indica la disgrazia ricorrente e costringe a dubitare di tutto e a invidiare chi nella fede risolve questi drammatici problemi del perché della sofferenza ingiusta. Allora dicevo, nell'anno di disgrazia 1997 credeva ancora che la particella di bario antimonio fosse esclusiva dello sparo. Quando gli stessi carabinieri del CIS avevano superato questa situazione da anni. Quando in innumerevoli laboratori d'Italia si era scoperto che il bario e l'antimonio possono provenire anche da tante altre combinazioni, non solo da quelle dell'esplosione quadrata. Questo è il processo. E allora dicevo, signori, a cominciare da questo elemento, di incerto, quantomeno incerto, per me sicuramente erroneo, ma quantomeno incerto di generico. E a concludere con l'altra assurdità della scelta fra le traiettorie possibili. Vedete, questo l'abbiamo detto dall'inizio, non ho mai discusso questa parte del processo. Che si discute su minuti? Queste perizie, per carità, bisognava tentarle, ma si sapeva che dovevano essere che non potevano che essere inutili. Perché la semplice constatazione di puro buonsenso che la testa, non di me che cammino così colà con le mie ginocchia, o peggio, di un quasi paralitico che cammina col bastone, e con la testa ferma, sempre nella stessa posizione, no, non ho detto che io cammino così, ho detto la testa di quello, può consentire uno studio delle traiettorie. Poi non è vero, non posso dire, darei una pessima impressione se dicessi, ho detto la verità, zoppicante, un po' zoppicante. Ma la testa di una ragazza che discute animatamente, che incrocia gli sguardi dei ragazzi. C'è quel test che dice, io lo ricordo bene perché l'ho guardata, perché mi è parsa carina. La testa di una ragazza che commette ogni secondo quella sorta di adulteri oftalmici verso i propri ragazzi che è l'incontro con lo sguardo di chi si incontra. Signore, noi vogliamo cercare di sapere in quel momento dove guardava e chi guardava, ma fatemi il piacere, ma facciamo processi, non chiacchiere, per costruire motivazioni di comodo per un convincimento irrazionale. Ecco perché è tutta inutile quella perizia, tutta inutile, quella che ci dà ragione e quella che ci dà torto, tutto. Se vogliamo tentare di recuperare un minimo di verità. E allora il principio di diritto che ancora ne discende, vedete, mi soffermo su queste cose perché poi sarò rapidissimo sui fatti, perché i fatti ormai li conoscete. Mi permetto qualche osservazione che mi sembra consona al momento della discussione, al momento del processo. Perché non dobbiamo, vedete, se non ci fosse, questo vale per i signori giudici popolari, se non ci fosse una sentenza di annullamento, questo giudizio non esisterebbe. Questo è un giudizio eventualissimo. La sentenza di annullamento è la ragione, la causa dell'esistenza di un giudizio di rinvio. Ecco perché è determinante. Al di là 627 è il senso del processo. Se non ci fosse scritto, dovrebbe lo stesso essere così. E sono sicuro su questo di essere d'accordo
anche con la Procura Generale, su questo. Perché è così? Perché anche loro hanno un po' di quella malattia dell'amore del diritto che confessavo prima. E che purtroppo, a differenza dell'altra grave malattia della gioventù, non ammette guarigione. Dalla gioventù si guarisce troppo presto, dall'amore per il diritto non si guarisce mai. È una malattia senza speranza. E allora dicevo, letale, perché ne soffri, ma ci muori ogni giorno. Allora, però ci vivi anche ogni giorno. Allora dicevo, signori della Corte, ecco perché, e se non è diritto questo, perché qual è il principio di diritto? Vedete, questo non è un processo indiziario. Ah, io l'ho sempre detto. Questo è un processo di prova diretta. Però qual è il problema? Proprio per questo non consente la condanna. Perché vedete, l'indizio sconta la sua equivocità, la sua insufficienza. Il dramma è ammettere e concepire il processo indiziario, che è sicuramente fonte di qualche verità, ma anche di tanti errori. Perché siccome l'indizio non cade sulla prova, diretta, sul fatto oggetto, che cosa avviene? È indiretto, si dice, quindi è equivoco. Allora, o si decide di non consentire il processo indiziario, e questo eviterebbe qualche sentenza giusta, ma tante sentenze inique, oppure se si ammette il processo indiziario si deve consentire la integrazione degli indizi. Cioè per gli indizi, queste cose le abbiamo scritte e dette alla Cassazione, quindi credo che abbiano potuto avere anche qualche influenza nella decisione, nel momento in cui la decisione è in quel senso richiesta. Allora dicevo, che cosa avviene? Gli indizi possono integrarsi fra di loro, nel senso che la equivocità di ogni indizio può essere superata secondo legge, per me una legge pericolosissima, ma questa è la legge, fonte di giustizia talora, spesso di ingiustizia, ma è legge, può essere colmata dalla pluralità, dalla gravità, dalla precisione e così via. Questo discorso non si può fare per le prove dirette, cioè qual è il vero senso del diritto di questa sentenza? I dubbi sull'attendibilità della parola accusatrice, che non è un indizio, ma è prova diretta, non possono essere colmati da altri elementi di prova dubbi. Questo è il punto. E come vedete è diritto nella sua natura di mezzo di tentata giustizia. Questa è la grandezza del diritto. È l'unico strumento con il quale possiamo tentare di arrivare a giustizia. Se noi dimentichiamo questo principio di diritto, noi rinunciamo al tentativo di giustizia. Questo è quello che è avvenuto fino ad oggi. Questo è quello che ha censurato la Suprema Corte. E allora, eccellenze della Corte, e concludo questa prima parte, che forse è la più ampia, non lo so, perché purtroppo quando uno comincia a parlare, la discussione è una droga, signore, non sai mai bene quanto ne prenderai, da quanto mi dicono. O diciamo è come le ciliegie, per parlare cose che conosciamo meglio, o come i cioccolatini. Io, se riesco a non toccarli, va bene, ma se comincio il primo non so dove mi fermerò. Ah? Certo, certo. Ed ecco perché un avvocato, sapete che cos'è? È come un jukebox nel quale ci vuole un soldo per farlo partire e 2 per farlo fermare. Perché purtroppo l'argomento è come la ciliegia, l'uno ti prende la mano, anche e soprattutto per uno come me che parla a braccio. Certo, non vi dico di non avere un canovaccio in testa, però è un canovaccio. Io sono fatto così, che vi devo dire? Tra i miei tanti difetti c'è questo. E allora dicevo, signori della Corte, comunque cerco di curre fine a questa trattazione, questa parte generale, generica, e sarò molto più rapido sul fatto in punto responsabilità e poi dirò qualcosa sulla posizione specifica di riparò, ovviamente, sulla seconda causa.
perché se si vince sulla prima, tutto dubbio, quindi ovviamente c'è il dubbio anche sul favoreggiamento. Ecco perché ne parlo. Invado il campo d'altri, lo invado male, ma lo invado perché ho una precisa ragione. Certo, ce l'avevo di più all'inizio del processo, quando Liparota era inverosimilmente imputato di concorso in omicidio volontario, però ce l'ho ancora, perché l'incertezza sul fatto ovviamente fa venir meno, l'ha scritto anche la Cassazione parlando di connessione tra le posizioni, non poteva non riconoscerlo, fa venir meno anche la certezza sul favoreggiamento. E questa è la principale richiesta. Vedete, non un'assoluzione ex primo comma dell'articolo 530, perché sarei in contraddizione con me stesso. Io ho sempre rivendicato incertezza. E l'incertezza trovo, perché mi rendo conto delle ragioni dell'accusa, non è che... Però vi sono queste insuperabili ragioni che le contrastano. Abbiamo una prova insufficiente e contraddittoria. E questo vuol dire secondo comma dell'articolo 530. Questo forse non soddisfa l'ansia di giustizia di altri imputati, forse non soddisfa neanche Francesco Liparota, ma io devo dire il mio pensiero. Allora dicevo, signori della Corte, sul punto, l'ultima constatazione qual è? Che questa insufficienza totale, posso anche rinunciare ad altre argomentazioni, posso anche concludere qui questa prima parte, forse, vedete, faccio uno sconto in corso d'opera, perché sostanzialmente è questo. Vi assicuro che vi sarebbero almeno altre 2 ore di implicazioni dialettiche, minimo, però vi sottrarrebbero tempo, vi stancherebbero e forse non aggiungerebbero granché al nucleo sostanziale della questione, che è, ancora una volta, che tornando all'insegnamento di diritto rispondente alla lettera della legge, se noi riteniamo che l'attendibilità sia dubbia, ma anche se riteniamo che l'attendibilità sia indubbia, l'inesistenza di elementi di riscontro certi, vedete, perfino, ecco, l'ultima conclusione, perfino se si dicesse sul punto che ha detto il vero a letto, ha detto il vero Liparota quando accusano e hanno detto il falso quando non accusano, per la natura di questo elemento di prova occorrono riscontri certi, e siccome questi riscontri sono tutti incerti, ecco perché si impone un'assoluzione. Questa è la conclusione in diritto del ragionamento in diritto della Corte Suprema. A mero titolo di dovere etico, un accenno alle ragioni dell'inattendibilità, dell'incertezza e dell'inattendibilità. Solo un accenno, perché altri hanno iniziato e concluderanno questa causa, perché l'invasione deve avere un limite. Oltretutto, altrimenti, io direi, anticiperei male, non potendo trattare a fondo, oltre che per difetti di capacità, non potendo trattare a fondo gli argomenti, finirei con il trattarli male, peggio di quello che faranno i difensori delle posizioni, diciamo, principali. Principali per motivi anche quelli più emotivi che altro, perché per esempio Ferraro, non c'è una differenza radicale, però nel momento in cui si chiede anche perfino una qualificazione del fatto titolo dolo eventuale, sono comunque sempre posizioni principali rispetto a quella del voto. Perché, vedete signori, è un volo d'uccello veramente. Primo, dell'alletto non parlo. Sapete perché non parlo? O parlo quasi niente? Perché ho sempre avvertito un modo di indignazione. In una discussione mi sfuggì anche qualche termine non rispettoso, non offensivo per carità, ma non rispettoso. E non credo che vadano rispettate le dignità di tutti. Certo, poi non possono indignarmi quando leggo la registrazione della deposizione del 17 giugno di Francesco Liparota, sulla quale torneremo. Perché il disprezzo e l'ironia con cui è stato trattato Francesco Liparota quel 17 giugno sono un insulto. Stop, lasciamo andare. Allora dico, bisogna rispettare tutti, anche l'alletto. Però, signori della Corte, io non posso tacervi
che l'Alletto rappresenta un caso limite di cinismo processuale. Non estendiamoci alle qualificazioni morali, non si dovrebbero mai dare, neanche degli imputati. Lasciamo perdere. Però voi la risposta su Zingale la ricordate. Che mi importa, che mi è parente. Sembra di sentire una commedia napoletana, e che mi è parente a me, Vicenza è figlia a me. Che possa andare in galera un innocente, che possa essere distrutta una famiglia, a Gabriella Alletto non interessa, lo dice lei. E allora vedete, se volete giustizia, un individuo del genere lo dovete cancellare dal processo, perché non conta più. Certo, non conta quando nega, ma non conta neanche quando accusa, perché manca il minimo senso di affermazione del vero, perché domina l'interesse processuale, che conduce al cinismo. Ed ecco perché tutte quelle intercettazioni, quelle captazioni, quelle dichiarazioni agli altri, ma bisogna vedere cosa mi conviene negare, non mi conviene dire che ci sto. A Gabriella Alletto interessa solo la convenienza. Certo, io posso concederle sul piano morale le attenuanti generiche, perché il dramma di finire in galera è quello che è. Vorrei sapere però perché poi si danno 4 anni a Francesco Liparota. Non potevate fare appello solo contro Liparota. Signori della Corte, perché no, quello non lo accetto. Perché, eccellenze, questo è il mercato processuale, non come trattativa. È il premio. E qui la legislazione premiale non c'entra. Quindi dove non è legittimata non deve essere applicata. Allora dicevo, la Alletto ha un solo interesse. Ed ha un solo modo, quello della teatralità. Il giuramento sui figli, il giuramento sui figli di non sapere nulla, invece poi, ma perché dovrei non dire il vero? Io ti voglio pure bene, praticamente, dice a Ferraro, però devo dire la verità. Signore, io non giuro su Francesco Liparota e faccio 2 cause. Ma come si può giurare su Gabriella Alletto? Sì. E allora non ne parliamo più. La coerenza, grazie. Ha visto la fine di Liparota, l'incoerenza quanto è costata a Liparota, e che in dibattimento viene a cambiare versione, così anche per lei si scatena la vendetta come contro Liparota. Lasciamo andare. Liparota. Vedete, Franco Liparota o Francesco Liparota va riscattato, perché va rispettato. Perché è vero che Francesco Liparota è l'uomo della doppia verità, però ripeto, è l'uomo della verità tormentata di un pomeriggio in una dichiarazione nella quale manca perfino la coerenza interna, perché abbiamo assistito al ripensamento in corso di dichiarazione. Ma io non posso tacere. Non voglio più drammatizzare sul punto, ma non posso tacere le condizioni e lo stato d'animo di quell'interrogatorio. Non vi parlerò più dell'anticipo dell'interrogatorio, lasciamo perdere. Vi parlo di una sola cosa. Francesco Liparota, nel momento in cui è finito in carcere, è stato sottoposto alla sorveglianza vista. Questo lo avete in atti. Se volete ve ne darò le pagine, perché sono quei foglietti che non sembrano avere grande dignità processuale e invece sono il segno della realtà di un processo. Francesco Liparota fu guardato a vista perché si temeva il suicidio. Non è un'affermazione retorica. È la realtà, perciò l'anticipo dell'interrogatorio, perciò la sorveglianza a vista.
Perciò la richiesta del PM di arresti domiciliari la fece il PM, la fece il dottor La Speranza, aspramente censurato da altri, meno umani di lui. Ma la fece il PM. E poi si danno 4 anni, o si vuole ributtare in carcere. Ma è l'uomo della ritrattazione del 17 giugno. Ritrattazione in un certo senso, in un certo limite, della mattina dopo. È l'uomo che, recuperata la libertà, diciamo libertà, insomma, uscito dal carcere, non festeggia con la sua famiglia. Non è felice di essere uscito, ma è tormentato. E mi manda a dire la mattina successiva, risulta dalle intercettazioni, non faccio dichiarazioni che non sono nel processo. Nel processo non c'è che il mio colloquio con Fabio Liparota e con l'avvocato Angeloni che mi sostituiva fu sentito dai funzionari della Digos che stavano al tavolino a fianco al bar di Piazzale delle Medaglie d'Oro. Perché poi, oh, che stupido, si sedette quando ci sedemmo e si alzò quando ci alzò. Ma fatelo con un minimo, non voi, per carità, fatelo con un minimo di decenza. Ma tanto io non avevo nulla, ero contento che sentissero. Però ci sarebbe voluta la relazione di servizio, che non ho trovato. Però comunque risulta dalle intercettazioni che io gli mandai a dire che era un suicidio processuale. Questa è l'indicazione. E che cosa potevo? Non potevo non dirglielo. Avrei tradito il mio dovere di difensore se non gli avessi detto che potevano essere revocati gli arresti domiciliari. C'è nelle telefonate, nelle intercettazioni dell'angosciata famiglia che pensa anche a chi dovrà nominare nel caso che io non voglia continuare a difenderlo. Ci sono i nomi. Io non volevo non continuare a difenderlo. Sentivo il dovere di difenderlo, ma avevo il dovere di mandargli a dire che era un suicidio processuale. Come avevo il dovere di ritrattare. Come avevo il dovere, c'è nelle telefonate sul telefono di casa di Parota. C'è l'eco, c'è il riferimento. Se no non ne parlerei, perché sarebbe una realtà fuori dal processo, non posso fare il testimone. Ma siccome c'è negli atti, e allora ne dovete tener conto. Naturalmente gli mandai poi a dire che era lui l'arbitro e la sua coscienza doveva decidere. Perché questo ritengo che sia il compito del difensore. Indicare i pericoli e rassegnare le decisioni al paziente, al malato. Chirurgo e penalista si trovano nella stessa condizione. L'intervento te lo consiglio o non te lo consiglio per queste ragioni. Poi devi decidere tu, perché io non posso arrogarmi di decidere per la tua vita. Così io non posso arrogarmi di decidere per la tua coscienza. Però ti devo segnalare il pericolo. Sapeva benissimo, si portò la giacca per andare in carcere. Perché lo sapeva? Prima di tutto perché lo capiva, perché è un ragazzo intelligente. È un uomo fragile, ma un ragazzo intelligente. Ma poi perché gliel'aveva detto il suo difensore, che non fu revocato, quindi continuava ad avere una fiducia. E questo non conta. Questo non conta sul piano della valutazione della prova, ma questo soprattutto non conta sul piano della personalità. Signori, qui è tutta la causa di Francesco Liparota, perché o è terrorizzato o dice il vero. Voi non potete continuare a usare le minacce e negarmi lo stato di necessità e soprattutto l'autofavoreggiamento. Perché la ritrattazione del 17 giugno nasce da un fortissimo sentimento. O è amore di verità o è terrore. Fisico o processuale non mi importa. Questa è la causa di Franco Liparota. E quando poi, perciò ho 2 cause.
E quando poi non rispondere in dibattimento, scelta mia, scelta nostra, doverosa, perché bisognava attendere le conclusioni del dibattimento. Esercizio di un diritto, no, adempimento di un dovere. E poi le dichiarazioni spontanee, ancora una volta frutto della sua volontà e della sua scelta, ma frutto di coraggio o di terrore. Perché non dimenticate che quando egli rende quelle dichiarazioni spontanee, egli era imputato non di favoreggiamento, ma di concorso in omicidio volontario. E gli avevano sempre detto tutti, ovviamente anche chi vi parla, ma gliel'avevano detto i poliziotti, gliel'avevano detto i giudici, gliel'aveva detto il pubblico ministero La Speranza. Ormanni disprezza, non dialoga. Allora dicevo, gliel'avevano detto tutti, se tu qualcuno che non si è sentito bene. Non gli state addosso però. Facete troppe chiacchiere. Andiamo avanti. Sì, sarà un caldo, cose, però è poi un'emozione, perché purtroppo se sta qui vuol dire, non lo so, non so di sì, ma evidentemente è una persona Lui suda e noi stiamo morendo dal freddo. Sì, chiedo scusa, ho approfittato. Scusa, No. io per riscaldare torno. Ah, no, ma se te ne andavo. Che ho interrotto perché lui parlando sta sudando, noi stiamo morendo dal freddo. Non faccio Possiamo riprendere perché la persona è stata soccorsa e è fuori aula. Sì, signori della Corte. Allora dicevo, spero di non avere responsabilità nel malore. Credo che... Ma che maldicenza c'è? ma credo che sia il caldo e l'emozione. No, è la posizione in piedi. Allora dicevo, signori della Corte, cerco di andare almeno un po' più rapidamente, un po' meno lentamente avanti. Il valore delle dichiarazioni spontanee è in che cosa? Nella condizione processuale di Liparota al momento in cui le rende. Certo, tutti capivamo che l'ipotesi del concorso di persone nel reato stava allontanandosi, però Liparota era imputato di concorso in omicidio volontario. E gli era stato sempre detto che difendere Scattone e Ferraro poneva un interrogativo a chi ascoltava. Perché lo difendi? Allora sei complice. Gli è stato detto da tutti. Questo pericolo doverosamente gli è stato rappresentato anche dai suoi difensori. Ma questo pericolo è scritto nelle pagine del processo che gliel'abbiano detto tutti, perfino il 16 giugno, io non ricordo in questo momento se dalla trascrizione risulta, ma credo di sì, ma perfino il 16 giugno, e comunque hanno ammesso di averglielo fatto capire tutti i poliziotti, Belfiore, Giannini, ci torneremo di più a un momento, perché era ovvio. Quindi Francesco Liparota sapeva che quelle dichiarazioni erano per lui pericolose. Come si fa a non intendere che a questo punto o le rende per amore di verità o le rende per timore?
Non più timore di stato di necessità, che non è ipotizzabile in questo momento concretamente, ma timore processuale. Ma il timore processuale in questo momento gioca più al contrario. Quindi in questo momento l'ipotesi dell'amore di verità come ragione di queste dichiarazioni è formidabile. E allora, per l'interesse indubbio ad accusare che aveva al momento in cui era arrestato, ma per il ritorno alla tesi originaria, che non è quella del non c'è stato nulla, non ho visto nulla, ne parleremo di più a un momento, ma comunque il valore del ritorno alla tesi originaria è formidabile e quantomeno mette in dubbio l'attendibilità dell'accusa del 16 giugno. Quantomeno. E allora ecco che si ricorre agli espedienti dialettici. L'iparota è fonte di verità quando accusa, perché? Per due ragioni. Perché l'iparota non è perfettamente aderente a ciò che dice, l'ha letto, quindi ha visto una scena. Secondo, perché l'iparota lo ha anticipato alla madre. Primo argomento, ancora una volta fumisteria dialettica. Vedete, in primo luogo, e io purtroppo ho questo difetto di indignarmi, io continuo a indignarmi, ma come? In infinite sentenze anche della Suprema Corte si è scritto che le divergenze tra collaboratori di giustizia non significano nulla purché sia identico il nucleo essenziale. La Cassazione si è inventata questo concetto del nucleo essenziale. Qua, dove il nucleo essenziale è identico, non conta più. Contano le divergenze, se ha visto no, la mano nella fronte o nei capelli. Guardate che differenze sconvolgenti. Sconvolgente, effettivamente. Oppure, come erano collocati, l'angolazione dell'uno o dell'altro. E altre sciocchezzuole di questo genere. Ma soprattutto, signori della Corte, l'adeguamento da che cosa risulta? La prima rinnovazione, il primo 603, cioè per parlarci chiaro l'escussione tra gli altri di Belfiore e Giannini, è stato ritenuto corretto dalla Suprema Corte. Quindi sono utilizzabili quelle dichiarazioni. È che è ovvio, non è il discorso del dopo la discussione, è prima. Ora, signori, Belfiore e Giannini sono stati sinceri, parzialmente, ma qualcosa hanno ammesso. Hanno detto che cosa? Che l'iparota in quella lunga giornata, perché qua abbiamo sistematicamente, so che qualcuno ha parlato delle 9 ore che poi trovano verbali di una pagina e mezzo, le altre 8 ore e 25, perché più di 35 minuti per ascoltare quelle cose e scriverle non ci potevano volere. Le altre 8 ore e 25 saranno stati intrattenimenti salottieri, che non so, avranno parlato del calcio, del tempo, delle conquiste. Ma signori, ma vogliamo tornare alla legalità? Questo processo è stato costruito fuori del diritto e talora contro. In questo inaccettabile discorso che è fondamentale di dialogo continuo tra inquirenti, magistrati, testi e parenti dei testi. Ricordava ad altro fine Vincenzo Siniscalchi il colloquio telefonico tra il PM e il padre di Maria Chiara Lipari. Ma dove sta scritto? Lasciamo perdere. Allora dicevo, nella lunga giornata dell'attesa dell'arresto e dell'angoscia che deve aver vissuto quest'uomo e questo giovane in quella situazione, Belfiore e Giannini ammettono di avergli parlato non dell'ordinanza cautelare, cioè chi ha letto l'ordinanza cautelare è pacifico. Lo dicono, ma era ovvio. Ma ammettono di avere parlato di ciò che ha detto a letto. 18 maggio. Belfiore lo dice espressamente.
abbiamo parlato di Ferraro e Scattone, non della tua posizione. Gli abbiamo detto, ma tu non hai sparato, quindi tu sei fuori, dici, parla. E gli hanno detto di avere parlato dei comportamenti di Ferraro e Scattone. Quindi che Francesco Liparota sapesse di più di ciò che era scritto nell'ordinanza cautelare è una certezza. Altrimenti dovete accusare Belfiore e in parte Giannini di falsa testimonianza. Se non hanno mentito, e non abbiamo elemento per dire che hanno mentito, hanno parlato. Quindi è inutile paragonare l'ordinanza cautelare e il contenuto delle dichiarazioni del 16 giugno, perché le conoscenze erano più ampie. Quindi cercare in quel passaggio la prova di un'autonomia è contro la prova. La madre. Tra parentesi, in tutto questo ci sarebbe anche un problemino di utilizzabilità delle dichiarazioni di Liparota. Io ve ne faccio grazia, sapete perché? Perché io non faccio il docente universitario, io faccio l'avvocato anche nelle aule universitarie. E guardi, in sintesi, il problema, sapete perché? Vi dico subito perché non ne parlo granché, vi dico solo una parola. Perché non ve la toglierò mai dalla testa quelle dichiarazioni. Chi giudicherà mai? Anche se voi doveste scrivere che sono inutilizzabili, voi le utilizzerete nelle vostre coscienze, contro la vostra volontà. Però c'è un problema, non certo della utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee, nei limiti del valore delle dichiarazioni spontanee, ma in tutte le altre c'è un problema. Io trovo difficile sostenere la inutilizzabilità assoluta e totale, perché erano state in qualche modo acquisite nel corso dell'incidente probatorio. Io non cerco di forzare le mie tesi giuridiche, non cerco di adeguarle alla convenienza del momento. Quando vi parlerò di inutilizzabilità delle dichiarazioni di Villela lo farò a piena voce perché ne sono convinto. Io trovo difficile farlo perché nel corso dell'incidente probatorio anche questa difesa non si oppose all'acquisizione perché all'epoca la legge non lo consentiva. Tutta legge successiva purtroppo. Però, signori della Corte, è certamente un regime di utilizzabilità per così dire affievolita. Perché se acquisite legittimamente, vedremo che per la Villela la situazione è diversa, se acquisite legittimamente sono pur sempre dichiarazioni rese al di fuori del contraddittorio. Ora vedete il quarto comma dell'articolo 111, sto sforando però chiudo in mattinata, state tranquilli. Allora dicevo, il valore del 111 Costituzione quarto comma, tanto questo lo dovrei dire per la Villela, lo anticipo adesso, non è certamente nella affermazione della necessità della terzietà e della imparzialità del giudice. Perché questo non c'era bisogno di scriverlo nella Costituzione. Può forse avere un qualche significato, perché niente avviene a caso, che si sia sentito il bisogno di scriverlo nella Costituzione. E questo perché vediamo, per esempio, io gliel'ho detto personalmente, quindi, ma quando vediamo un dottor Davigo, che dopo aver detto, magistrato di grande valore, ma che dopo aver detto che deve ripulire l'Italia come un pedalino, poi presiede la quarta sezione della Corte d'Appello di Milano e giudica i processi di Tangentopoli, evidentemente ecco perché si arriva a scrivere nella Costituzione quello che dovrebbe essere ovvio, perché nessuno lo potrà ritenere terzo ed imparziale. Faccio il nome di un magistrato stimato, non di un magistrato discutibile, proprio per dirvi la gravità che si sia sentito il bisogno di scrivere nella Costituzione quello che era ovvio. Perché se un individuo, anche degno della più alta considerazione umana, non è terzo e non è imparziale, non è giudice. Il che non è un'offesa. Potrà fare l'avvocato, per esempio. Questa è già una cosa un po' offensiva. Ma potrebbe fare il medico,
potrebbe fare l'ingegnere, tutto può fare, meno che il giudice. Il valore dell'articolo 111, della riforma dell'articolo 111, è nel quarto comma, in quel passaggio che non è un principio ma una prescrizione, e lo è per volontà di legge, perché la 63/2001 dice che i principi sono applicabili e così via, in cui si scrive che la prova si forma nel contraddittorio delle parti. Si forma nel contraddittorio. Quarto comma ha costituzionalizzato il concetto del contraddittorio nella formazione della prova. Per cui al principio del contraddittorio nella valutazione della prova, che è stata sempre un'essenza necessaria del nostro processo penale, di cui sono state espressione sempre le discussioni e così via, si affianca il concetto del contraddittorio nella formazione della prova. E allora vedete, una prova non formatasi nel contraddittorio sarebbe di per sé incostituzionalmente o costituzionalmente inutilizzabile. Per esempio dico che le consulenze di parte non sono più utilizzabili ai fini delle sentenze, a meno che non siano accolte dalla controparte, e quindi un consenso successivo non sani la carenza del contraddittorio, perché grammi di stupefacenti in cui c'è la consulenza del PM sulla quantità della droga e le parti sono d'accordo sostanzialmente a utilizzarlo, e quindi va bene così, perché il consenso, anche se è successivo, è un equipollente del contraddittorio. Ma la consulenza si forma al di fuori del contraddittorio, quindi non è più utilizzabile per la sentenza senza il consenso. Questo è il principio del quarto comma dell'articolo 111. E allora Liparota era legittimamente acquisito, vedremo che Villella è diverso, era illegittimamente acquisito, ma Liparota era legittimamente acquisito, e quindi io non dico che è inutilizzabile. Però attenzione, perché è utilizzabile nei limiti e nei sensi dell'articolo 26, cioè deve trovare conferma in altri elementi formatisi diversamente e che siano certi. Ecco che torniamo al discorso della certezza. Perché io quindi lo faccio relativamente il discorso? Perché è assorbito. Perché oggi che la Cassazione mi dice che gli altri elementi devono dare elementi di certezza e dichiara sostanzialmente inutilizzabile la generica perché non dà certezze, a me basta che non diano certezze Lipari, Olzai e Villella per dichiarare che quelle dichiarazioni, pure utilizzabili, non costituiscono fonte sufficiente di responsabilità di chi che sia. Ma signori della Corte, a questo punto si inserisce il discorso Villella, perché la più forte osservazione che si fa è quello della madre. Vedete, io questo discorso non riesco ad accettarlo. Non riesco ad accettarlo sul piano tecnico, perché le dichiarazioni di Villella sono inutilizzabili. Perché sono inutilizzabili? Perché vi è una radicale differenza con quelle di Liparota. Perché mentre per le dichiarazioni di Liparota vi è stato l'inserimento nel processo legittimo, perché all'epoca così era, le dichiarazioni di Villella erano non acquisibili al dibattimento dall'origine, erroneamente, e siamo sempre insorti, quindi è una questione sub iudice, lo dice anche la Cassazione, non è acquisita la legittimità di quell'inserimento, l'abbiamo sempre contestata, vi sono le ordinanze sul punto, vi sono le impugnazioni sul punto. Perché? Perché la situazione è diversa.
non erano acquisibili. Perché? Perché in dibattimento la signora Villella si è legittimamente avvalsa, poi vedremo, per rispetto della prova, non contro la prova, ma comunque si è legittimamente avvalsa della facoltà di astenersi. E questo poneva già all'epoca un controverso problema, perché all'epoca esisteva alcune sentenze, non un'isolata sentenza come scrive la seconda sentenza d'appello, o la prima sentenza d'appello, la seconda sentenza di merito, ma tutto un filone giurisprudenziale iniziato dal 1994, dalla sentenza Grandinetti della Suprema Corte, secondo la quale quando un parente che non si è astenuto nelle indagini preliminari si astiene in dibattimento, guardate, non c'era ancora il quarto comma dell'articolo 111, però la Cassazione già l'aveva detto, le sue dichiarazioni non sono acquisibili, non possono essere lette. Perché? Perché la legge all'epoca diceva che potevano essere lette se era insorto un fatto imprevedibile. Cioè già allora l'acquisizione al dibattimento di dichiarazioni rese, non per il problema del contraddittorio, per altre ragioni, da persona che poteva avvalersi della facoltà di non deporre, era consentita solo se la ripetizione delle dichiarazioni in dibattimento dipendeva da un fatto imprevedibile, esempio morte, irreperibilità. Questo aveva già affermato la Cassazione. E l'aveva affermato, signori della Corte, perché? Perché c'è una ragione di fondo, perché il diritto non è un regolamento condominiale. La procedura penale è qualcosa di diverso. La verità è che il legislatore guarda con sfavore alle dichiarazioni dei parenti perché sa benissimo che più che un aiuto sono un'insidia per il giudice. Perché c'è l'interesse. Guardate, non sempre l'interesse a difendere, ci può anche essere l'interesse ad accusare. Perché siamo realisti, non facciamo Giuleppe. Ho parlato di Melassa, parliamo di Giuleppe. Allora dicevo, a volte c'è l'odio. Parenti serpenti si è scritto, no? Però sono per loro natura infide, o infide che dice il collega. Non lo so se è meglio infide o infide. Comunque, forse è più bello infide. Cioè, certamente all'orecchio è più bello infide. È più sibilante, quindi rende più l'idea di parenti serpenti. Cioè, per altra ragione, sono come quelle del numero 3 dell'articolo 192. Manca la caratteristica di fondo del vero teste, la imparzialità, il disinteresse. Perché il vero teste è quello come il giudice terzo ed imparziale. Quando non è terzo e imparziale, mentre del giudice non possiamo fare a meno, quindi ci vuole terzo e imparziale o non c'è, il teste lo dobbiamo utilizzare, però è un'insidia. Ecco perché non vale la dichiarazione resa nel chiuso di una stanza, come in questo caso vedremo, o in una stanza troppo aperta, come pure vedremo. E allora dicevo, quindi, ed ecco perché la sentenza 381 costituzionale del 2001, brillantemente citata, non ci serve. Non ci serve perché si riferisce al diverso problema del contraddittorio, che è del tutto diverso. Ma quando anche lo volessimo usare ad orecchio, per analogia, quella sentenza presuppone l'acquisizione legittima e definitiva. Qui un'acquisizione definitiva delle dichiarazioni di Villella non c'è mai stata, perché noi la contestiamo ancora oggi e l'abbiamo sempre contestata. E allora vale la sentenza 440 della Corte Costituzionale, che è una resipiscenza della Corte Costituzionale. Vedete, per molti anni la Corte Costituzionale ha svolto una funzione di sabotaggio, bisogna dire le cose come sono, di sabotaggio del codice
attraverso la imposizione del recupero delle dichiarazioni rese al di fuori del contraddittorio, dalle famose sentenze del 92 e così via. Fortunatamente merita le generiche, Ferri, vabbè, lasciamo perdere, merita, che poi non so come si faccia a far scrivere una sentenza della Corte Costituzionale in materia procedurale a chi non ha mai avuto alcuna esperienza di procedura. Ferri c'era noto come ministro. E ormai tutto. Comunque, lasciamo perdere. Sabotaggio della legge. Sì, sì, certo, sì, sì. Bella espressione. Sì. Presidente, lei dovrebbe anche dire qualcosa. No, un attimo, e allora come motivo? Sulla sentenza ben nota sul 513 ha scritto un autorevole giurista magistrato che era un capolavoro di architettura legislativa. Scrivendo che è un capolavoro di architettura legislativa, ha scritto che la Corte Costituzionale ha fatto il legislatore e non l'interprete della costituzionalità della norma. Comunque, tornando a noi, la Corte Costituzionale dopo il 111 ha preso atto che il suo atteggiamento era errato e lo ha scritto. Lo ha scritto perché ha avuto il coraggio di scrivere che il quadro costituzionale era profondamente mutato e che quindi la precedente sentenza, anche quella interpretativa di rigetto, era superata. E ha scritto che poiché non si era formata nel contraddittorio, quelle dichiarazioni rese da chi si poteva astenere in corso di indagini preliminari, anche se legittimamente acquisite, non sono utilizzabili. La sentenza numero 440 della Corte Costituzionale è la 440 del 2000, specifica su questo argomento, che è l'unica sentenza successiva, ce l'ho qui, se ne può essere utile. Lo so che ce l'ha. Come no? E allora leggiamo. La sentenza 440 della Corte Costituzionale si pone il problema. Non dice né ex nunc né ex tunc. No. Se una sentenza interpretativa di rigetto vale sempre. E lo hanno riconosciuto le sezioni unite. No. Valgono le sentenze interpretative di rigetto proprio perché sono sentenze interpretative, non modificano la norma, ma rappresentano. E non è esaurita. No, Presidente. Chiedo scusa, Presidente. No, per carità, anzi mi fa piacere. Perché, scusate, perciò ho premesso un argomento che non mi sembra di aver sentito, posso sbagliare, confutare, che non è definitiva la situazione, perché le ordinanze sono state tutte impugnate. E allora, se sono impugnate, se è sub iudice, e ce lo scrive oggi la Corte di Cassazione che è sub iudice, quindi l'acquisizione non era un dato processuale definitivo. Se non è un dato processuale definitivo, la sentenza interpretativa di rigetto è applicabile perché rappresenta la interpretazione costituzionalmente corretta. E secondo la pacifica giurisprudenza delle sezioni unite, il giudice del merito, il giudice anche di legittimità, anche la Cassazione, o si adegua alla lettura costituzionale o ripropone questione di legittimità costituzionale. Il punto è questo, perciò la 381 non c'entra, la 440 sì, perché non era definitiva, era sub iudice l'acquisizione. Ma signori della Corte, noi ci stiamo dialetticamente litigando, ma sul punto, forse mi crederete, affettuosamente litigando, su un piano. Orbene, no, perché il contraddittorio, anche la polemica, aumenta anche la stima e l'amicizia. È diverso quando è diversa. Allora poi, oltretutto è puro diritto. Quello è un discorso.
E beh, veda Presidente, questa è una grande lezione che la vita dà agli avvocati. Noi dobbiamo essere capaci di continuare a stimare il giudice che ci dà torto, oltre che il magistrato che ci contraddice. Lo dobbiamo fare. Io ritengo che sia un dovere. Noi non consideriamo la stima, non la ancoriamo al risultato, la ancoriamo al modo del risultato, appunto, nel quale entra il vissuto e la valutazione tecnica, entra un po' tutto. Io credo che questa sia una regola per noi. In questo noi abbiamo una continua scuola di umiltà, che non ha il giudice e quindi si deve preoccupare di crearsela con la sua preoccupazione. Noi siamo costretti all'umiltà, perché noi crediamo molte volte in quello che diciamo, noi dobbiamo prendere atto che altre persone non ci hanno creduto. E non possiamo pensare, noi siamo i padri eterni e quelli sono degli stupidi o degli uomini in malafede. Questo io credo che sia la base di un rapporto che io credo corretto tra magistrato e avvocato. Quello che conta è il modo, e vale anche per noi, ovviamente. Io credo che voi ci giudichiate per il modo, non per le tesi che sosteniamo. Cioè, come persone ci giudicate sul modo, poi sulla tesi è ovvio. Allora dicevo, signori della Corte, tornando a noi, scusandomi per il siparietto, che però forse può servire. Allora dicevo, noi ci stiamo litigando per nulla. Io ritengo fermamente che siano inutilizzabili. Ma utilizzabili o meno, io in questo concordo con la sentenza di secondo grado, perché l'ho sempre sostenuto. Villella non conta nulla. Ecco perché questo continuare a sperare che Villella venga e continui a riparli, eccetera, è un'altra forma di violenza inutile. Ma che conta la parola della madre? Dopo. Ma quando ha parlato? Diciamo di quando ha parlato. Vedete, la parola di Villella nasce da una grande furberia del pubblico ministero, una furberia investigativa, che immediatamente dopo pensa di sentire la madre. Ma come pensa di sentirla? Non a sorpresa. Sì, come no, però sul piano della validità della prova la distrugge, perché fa in modo che gli avvocati arrivino prima. Vedete, quando fu sentito il dottor D'Angelo su questo punto, io avevo preannunziato al pubblico ministero, per lealtà processuale, che se il dottor D'Angelo avesse negato che gli avvocati erano arrivati prima del pubblico ministero e dello stesso D'Angelo, se l'avesse negato, io per la prima volta in vita mia avrei fatto personalmente una denuncia per falsa testimonianza. Perché io sapevo con assoluta certezza, io non c'ero, come voi sapete sono andati Angeloni e Paolitto perché io avevo quell'incombente familiare al quale mi ero allontanato per la necessità di anticipare l'interrogatorio e quindi dovevo andare alle nozze della sorella di un carissimo amico, l'avvocato Pellegrino. Privatevi un po'. Io sono andato all'interrogatorio, non sono andato al matrimonio di Lina Pellegrino perché mi hanno detto al telefono: questo stanotte si ammazza. Questa è la verità. Allora dicevo, non potetti prolungare la cosa e non andai, e me ne dolgo ancora. Però il dottor D'Angelo fortunatamente disse il vero e testimoniò che gli avvocati erano arrivati prima. E allora, signori della Corte, no, ma erano arrivati prima, cioè c'è stato un tempo, hai capito? Non solo la presenza al verbale, cioè non sono arrivati al momento del verbale, sono arrivati prima. E allora, signori, 329 del codice di procedura penale, ma soprattutto vita. Il 329, sto parlando troppo, non voglio farvi perdere tempo, lo ricontrollerete, dice che l'interrogatorio, se non segretato, può essere divulgato, perché è segreto, l'atto è segreto fino a che non lo conosce l'imputato, naturalmente, o l'indagato. Siccome l'interrogatorio è atto dell'indagato, evidentemente non è segreto. Tanto è vero che espressamente si prevede al terzo comma che possa essere segretato.
pubblico ministero si guardò bene dal segretario. Allora gli avvocati arrivano prima a casa della madre che c'ha il figlio in galera con un'accusa da ergastolo. Gli avvocati hanno sicuramente il diritto di riferire, ma io vado molto oltre. Gli avvocati hanno il dovere di riferire. Io rivendico questo dovere, l'avrei fatto anche io. Forse avrei usato qualche accortezza ai fini della testimonianza, ma il riferire l'avrei fatto anche io. Perché io avevo il dovere di dire a una madre che dice, certo vuole anche sapere che è successo e sa che almeno tornerà a casa, ma vuole sapere che cosa ha detto mio figlio. Ma voi che cosa avreste fatto? E voi madre, che cosa avreste fatto? Sì, prendeva atto, benissimo, ha preso atto. Poi è stata interrogata come testimone, alla inutile presenza dei difensori, non previsto da nessuna parte. I difensori, ecco, questo non l'avrei fatto, lo dico sinceramente così. I difensori sono stati utilizzati. Ma io vado alla sostanza delle cose, ciò mi interessa, non è certo una nullità, per carità. E allora, signori della Corte, saputo, sì, come no, vogliamo fare giustizia o vogliamo fare retorica di giustizia? Perché non gliel'hanno dati a letto. Allora, signori della Corte, vorrei chiedere a ogni essere umano presente in quest'Aula, a chi i figli non li ha avuti ancora e soprattutto a chi i figli l'ha avuti. Una madre sconfessa il figlio che è tornato a casa perché ha accusato? Scrivetelo in una sentenza. Lo potete fare, in teoria. Offendete l'umanità e la giustizia. Umanità non come benevolenza, che pure è un sentimento nobile. Umanità nel senso di trattamento delle vicende umane da uomini, da esseri umani, da madre. Io avrei mentito per mio figlio o per mia figlia, lo confesso. Era necessario perché era in ballo la libertà di suo figlio. Perché che è liberato, ci vuole, a parte che non era arrivato a casa, ma che ci vuole? Ma che ci vuole per una revoca? Ma che ci vuole per una revoca? Ma parliamo di realtà concrete. Una sconfessione. Ti ha sconfessato tua madre, sei un calunniatore. Signori, questa è la realtà. Cioè avrebbe dovuto accusare il figlio di calunnia. E accusarlo di calunnia. E vabbè, ma risponderete, ma su via. Ma vi abbarbicate, ve lo dico umanamente, vi abbarbicate sull'incredibile. Volete una sentenza che stracci l'umanità. Perché noi tutti avremmo mentito. Io avrei mentito. Prendetene atto. E allora, ed è inutile naturalmente abbarbicarsi ancora una volta sugli specchi delle piccole differenze, ma è un derelato, è una madre angosciata che sente il nucleo essenziale. Ma questa è realtà, è vita. Ma perché vogliamo giudicare al di fuori della vita? Vedete, io l'ho sempre considerato retorica. Che cos'è? Una commediola, è un atto unico di Di Giacomo. Che conoscete, qualcuno lo conoscerà, grande scrittore e poeta napoletano dell'inizio fine 800, inizio 900, il quale ha scritto, tra l'altro, bellissimo, indimenticabile, un pianoforte notte suona lontanamente e la musica si sente dall'aria sospirare. Ma allora dicevo, signori della Corte, il quale scrisse un atto unico nel quale immaginava che un figlio ammazzasse la madre
E la madre, nel momento in cui lo colpiva, lo raggiungeva la coltellata, diceva: figlio, ti sei fatto male. Vi confesso, io l'ho considerata retorica. 2 anni fa le cronache hanno riportato, 2 anni fa, in questo momento nel quale tanti figli ammazzano le madri e tante madri ammazzano i figli, senza riferimento a questa o quella causa naturalmente. Orbene, signori, poco più di 2 anni fa un figlio ha accecato la madre perché voleva la droga, le solite questioni, e la madre, a memoria, ha composto il numero del medico curante, perché ha telefonato al medico: assistete mio figlio, sta male. Non era retorica e non erano nemmeno sentimenti del 1900, erano e sono leggi scritte nella natura delle cose, perché il cordone ombelicale non si spezza mai, perché il figlio è carne della carne. Del padre è qualcosa, ma della madre è carne della carne. Ma volete rendere giustizia o volete scribacchiare per tentare di sfuggire a un annullamento per illogicità della motivazione? Se volete cercare di rendere giustizia, Mariangela Villella non serve. E se fosse tornata a venire, sarebbe stata un'altra inutile sceneggiata. Perché lei era tra l'accusa al figlio di calunnia o l'accusa al figlio di altro delitto. Non conta nulla. Guardate, io non ve la utilizzo per sostenere lo stato di necessità. E guardo bene. Contesto l'accusa di utilizzare Villella. Villella dice il vero, secondo loro, Villella parla delle minacce, le minacce non contano. Questa non è giustizia. E allora devo tagliare, devo abbreviare. Pensavo di dover parlare molto di meno poi. E poi soprattutto questo orologio continua a fermarsi. Che ore sono? Ah, scusatemi. Allora dicevo, signori della Corte, io ho lasciato il mio non so dove stamattina, ne ho preso uno di corsa e vedo che è difettoso. Allora, signori della Corte, io cercherò di farvi sconti facendovi grazia di Lipari e Olzai, perché mi interessavano soprattutto questi passaggi che rappresentano di più Liparota. Liparota certamente non può essere la base di una sentenza di condanna. Al limite può non essere una sentenza di assoluzione, ma certamente non può essere una sentenza di condanna, perché anche la sua parola che contraddice se stessa purtroppo non conta. La madre di Liparota è un fantasma processuale evocato per mera comodità dialettica, contro ogni sentimento umano. Di Lipari dico una cosa sola, come ho anticipato, che dal nulla arriva al tutto. E dal nulla del 21 pomeriggio arriva al quasi tutto della sera, quando erano arrivate sicuramente quelle notizie, quando è cominciato il processo all'istituto. Perché Lipari compare il 21? Perché l'istituto è finito sotto processo. E lei non ricorda nulla, e poi comincia a ricordare. E quando ricorda, incorre sicuramente negli infortuni dell'orario delle telefonate, le famose 11.42, 11.44. Signori, l'importanza di quell'errore è nel fatto che la Lipari lo conferma in dibattimento. Cioè la Lipari ancora in dibattimento, udienza del 13 e del 14 luglio di quell'anno, la Lipari conferma di essere uscita dopo la prima telefonata,
lo fa quando ormai il processo di formazione è definito. Ormai ricorda tutto e ricorda male, contro la evidenza dei tabulati. Dopo verrà il tecnico e chiarirà il mistero e si scoprirà che le 2 telefonate erano in successione e Maria Chiara Lipari non può essere uscita. E soprattutto no, perché questo primo elemento forse è il più forte. Ma ancora una volta ricorda certamente male l'8 agosto, quando ricorda di aver sentito il tonfo. Perché sapete che questo è impossibile secondo le leggi dell'acustica. Il colpo sordo non può essere stato avvertito da chi ancora non era giunto nella stanza. Quindi Maria Chiara Lipari sicuramente ricorda male quando il processo è completo, è compiuto. Perché la verità, e vado oltre, è che Maria Chiara Lipari è un caso impressionante di autoinquinamento della prova per amore di verità e di giustizia. Anzi, un esempio di auto ed etero inquinamento della prova. Perché sono gli illegittimi colloqui non verbalizzati ma ammessi che fanno nascere il convincimento nella assoluta buona fede, ma nella pericolosità immensa. E allora, signori, nessun elemento di prova è certo, 530 secondi. Apriamo la pagina più breve, anche se più immediatamente aderente a noi, della seconda causa. Proprio in ordine a questo punto, proprio da indice di tesi, diciamo così, non di libro, che non mi permetto di ipotizzare. Allora dico, primo argomento, qualificazione giuridica del fatto. Cambiamo scena. E l'altro scenario. Liparota accusatore dice il vero. Non ci credo. Lo sosterrò fino all'ultimo e nessuna Cassazione può attribuirmi ciò che non penso e che non ho mai detto. Ma comunque io sono dinanzi alla realtà di 2 sentenze che affermano la responsabilità, io difensore ho il dovere di pormi il problema. Altrimenti verrei meno al mio dovere. Allora, prima questione, qualificazione giuridica del fatto. Ero tipo di responsabilità, ero fortemente interessato all'epoca del concorso in omicidio, sono certamente molto meno interessato oggi, ma sono interessato sotto 2 profili. Primo, per la gravità del fatto, perché io vengo da una condanna seppur annullata a 4 anni, cioè al massimo della pena. Vedete, la violenza che ha subito Liparota, voi la toccate con mano. Liparota è stato arrestato e le sue dichiarazioni hanno seguito quell'iter che avete rapidamente seguito, per concorso in omicidio volontario, cioè per un ergastolo. Fin dal primo grado è stato chiaro che egli al più poteva rispondere al più di favoreggiamento. Un fatto, un reato, ai limiti della possibilità giuridica della custodia cautelare. Ai limiti massimi. E poi mi si vuol negare che è una vittima di questo processo, che ha subito la più forte delle violenze. Ha subito un arresto che le sentenze definiscono, le sentenze di condanna al limite della illegittimità, non dell'iniquità, dell'illegittimità. Comunque, quindi mi interessa sotto questo profilo. Allora, proprio in sintesi assoluta e poi per una necessità umana. Io sono certo che una delle poche certezze sia l'impossibilità del dolo, di qualsiasi forma. Intendiamoci, ai fini della gravità, qua siamo al dolo eventuale, cioè ai limiti della volontarietà del fatto. E questo ce lo dobbiamo ricordare quando parliamo dei 4 anni. Ma comunque
Perché vi faccio solo 2 argomenti. Il primo, vedete signori, degli assistenti universitari, per la verità non assistenti, mi pare ricercatori. No, sto parlando del dolo del fatto principale, del fatto presupposto. Poi parleremo del favoreggiamento, che mi interessa come presupposto del reato di favoreggiamento. Dico che la maggiore o minore gravità del reato presupposto deve incidere su che cosa? Sulla misura eventuale della pena, ma anche e soprattutto sulla esistenza delle cause di non punibilità, perché si riferisce anche all'elemento della proporzione, perché sappiamo benissimo che l'esimente richiede comunque un minimo di proporzionalità. Per cui io non posso, per il timore di uno schiaffo, favorire chi ha squagliato nell'acido un bambino. Si potrebbe dire. Diversa è il discorso se il fatto presupposto è o una disgrazia o ai limiti della disgrazia, cosiddetto dolo eventuale. Allora solo a questi limitati fini 2 sole osservazioni. La prima, gli imputati fanno parte dell'ampia e variegata fauna dei docenti universitari. Uso il termine fauna perché qualche veste ci sto pure io, quindi lo posso dire. Allora dicevo, è un autoinsulto mediato, ma è la realtà. Nella fauna universitaria la prima regola è la carriera. Signori, ma voi credete che sia un caso che io mi faccio 600 km per fare un'ora di lezione? Andate a Salerno e tornare. Io non credo che esista, malgrado anche le ultime sentenze, il concorso esterno in associazione mafiosa. Io sono un caso classico di concorso esterno nell'associazione universitaria. Perciò vado e vengo. E la prima ragione è che non mi interessa la carriera, mi interessa il contatto con i ragazzi. Ma vi posso assicurare una sola cosa, che la carriera è la prima regola. Del resto è giusto, chi fa solo quello, insomma, è diverso il mio caso. Chi fa solo quello non può che aspirare alla carriera. Allora voi vi rendete conto del rischio che rappresenta, che poi questo è anche argomento di credibilità dell'accusa, ma voi vi rendete conto del rischio che rappresenta per la carriera, per la considerazione nell'ambiente, l'essere colti a sparare dall'università. Signori, ma quando mai ci sarebbero saliti in cattedra? E purtroppo per loro, quando mai ci saliranno in cattedra, anche se fossero assolti? Scattone e Ferrara. E allora, signori, se avessero... E allora, signori della Corte, se qualcuno pensa di sparare, o anche solo teme di sparare dall'università, o si nasconde in un bagno, o quantomeno chiude la porta a chiave. È un minimo di cautela. E non mi si venga a dire, ma c'era poca gente. Ma come? Ma a parte che era pieno l'istituto, a parte che chiunque abbia frequentato un istituto universitario sa quale porto di mare sia un'aula di assistenti, nella quale entrano tutti, forse non entrano gli assistenti. Ma signori della Corte, l'accusa mi dice, prima è entrato Liparota, non sappiamo quando, poi entra a letto, 30 secondi, un minuto dopo, 30 secondi, dopo l'ha letto entra Lipari, cioè l'accusa, questo è un fatto, questo se si crede all'accusa, Lipari c'è entrata, a letto non lo so, ma comunque se si crede all'accusa, un fatto è certo, che in 1 o 2 minuti entrano 3 persone. Quindi costoro non potevano non temere che qualcuno entrasse. Altro che sbalorditi. Ma sbalorditi di che? Io mi dovrei sbalordire se in questo momento entra un avvocato in quest'aula. Signori della Corte.
È assurda anche la sentenza di secondo grado sul punto, che parla di colpa con previsione dell'evento. Quella che è impossibile è la previsione dell'evento. Se avesse Scattone sparato da lì, lo avrebbe fatto senza nessun sospetto. E signori, non è che abbia poca importanza il fatto che non sia stata trovata l'arma, perché noi non conosciamo le condizioni dell'arma e del grilletto. Quale forza è servita per far partire quel colpo? Esistono le armi che per una ragione o per l'altra esplodono facilmente perché il grilletto è lasco, diciamo così. Seconda osservazione, e concludo sul punto perché non posso fare la causa. Seconda osservazione e basta. Questo l'ha riconosciuto perfino la sentenza di secondo grado. Signori, ma per accettare un rischio, un movente ci deve essere. Perfino io poliziotto, che voglio fermare chi fugge, posso essere in dolo eventuale, adesso ne difendo uno, perché ho accettato il rischio di colpire il fuggiasco per fermarlo. Ma perché ho l'interesse a fermarlo. Quale interesse c'era? A sparare, non a colpire, a sparare. Vedete, tra tutte le possibili sentenze colpevolistiche, quella di primo grado è l'unica che abbia un briciolo di buon senso. Perché l'accettazione del rischio di colpire qualcuno è una follia e comunque manca ogni elemento di prova sul punto. Et de hoc satis. Quindi al massimo è un fatto colposo. Comunque al massimo dell'accusa è un fatto a titolo di dolo eventuale. E allora, signori, come si giustifica il massimo della pena? Io me ne devo occupare, guardate, lo faccio con angoscia. Ma vedete, io e Pietro Nocita abbiamo vissuto quel giorno della sentenza della Cassazione in uno stato di autentica angoscia. Perché? Perché Pietro Nocita non aveva ricevuto l'avviso. È un dato processuale, lo potete verificare. Quindi noi avremmo potuto provocare la separazione delle posizioni, quantomeno per noi non si poteva fare il processo, solo presentandosi Nocita e rinunciando si è potuto fare. Noi abbiamo trascorso una notte angosciata, perché se fosse stato rigettato il ricorso, Francesco Liparota doveva tornare in galera. Lo abbiamo corso con senso informato, informando l'interessato che nella sua indubbia intelligenza ha capito che gli assenti hanno sempre torto. Noi avevamo il dovere di partecipare a quel giudizio. Ma vedete, in una lunga, troppo lunga vita professionale, modesta, certamente, ma intensissima, io raramente ho vissuto momenti così angosciosi, perché la vita in casa di Parota era sospesa, perché se fosse passato in giudicato quella sentenza, un ragazzo che in carcere c'era stato e in carcere aveva sfiorato il suicidio sarebbe tornato in carcere. Io considero questa una inimmaginabile iniquità. La capisco solo come vendetta Good evening, sir. giudiziaria, So, there's a YouTuber named ovviamente Janine. conscia e inconsapevole. Non so se l'hanno voluto i giudici togati, i giudici popolari, io non chiedo mai. Non chiedo mai. Io penso ai giudici popolari, perché è un dato di assoluta irrazionalità, di emotività. Invoco che questi giudici popolari siano più giudici che popolari. Questa è stata una pagina nera di questo processo, perché non si giustifica sotto nessun profilo. Non si giustifica sotto il profilo della gravità del fatto, che è l'unico che è stato adoperato.
perché la gravità del fatto è un favoreggiamento omissivo, omissivo, un silenzio, una mancata accusa, non il nascondere il latitante nel proprio casolare, il latitante armato. È un favoreggiamento omissivo in relazione a una disgrazia o a un fatto ai limiti della volontà. I massimi che nel nostro codice sono detti quasi mai adoperati sono previsti per i fatti assolutamente eccezionali. Torno all'esempio che facevo prima. Io nascondo a casa mia chi ha compiuto una strage, io nascondo a casa mia chi ha squagliato, è successo. Nel processo per l'omicidio del figlio di Di Matteo c'è stato un imputato accusato di favoreggiamento per questo fatto, è stato condannato a 2 anni e 8 mesi. E aveva ospitato un latitante che aveva appena squagliato un bambino nell'acido. Ma quale senso di giustizia? La giustizia equiparativa, distributiva. Ma comunque, se lì avesse dato il massimo, si poteva dire è il massimo del concepibile. Ma questo è il massimo del concepibile? Cioè un favoreggiamento omissivo. Un favoreggiamento omissivo. Questo è il discorso. Un favoreggiamento omissivo per un fatto o colposo o ai limiti della colposità. Come si può affermare che meriti il massimo della pena ipotizzata? Seconda osservazione, tutta la personalità. Un ragazzo assolutamente incensurato, figlio di una onesta famiglia calabrese, involontario esilio anche lei, come me, io da Napoli, loro dalla Calabria, involontario esilio a Roma, figlio di un maresciallo della finanza, di specchiata probità, di una donna di casa, che studia, lavora, combatte con la sua depressione, la sua fragilità psicologica, si laurea, svolge un lavoro onesto ma modesto, ma in quel momento partecipa a concorsi che ovviamente non ha più vinto, per la progressione sociale. Un incensurato per bene, niente generiche, massimo della pena. Un comportamento processuale. Ma come? Voi lo utilizzate per l'accusa. Dite che il 16 giugno ha detto il vero, perché noi dobbiamo metterci in quest'ottica se parliamo di vita. Costruite la condanna di altri sul cedimento di quel giorno o per voi sulla verità di quel giorno e poi lo stracciate. Non conta più. Signori della pena, signori della Corte, non voglio dire altro sulla pena, anche signori della pena, perché i giudici sono signori della pena e devono essere signori della pena. E certo, lo so, però voi continuate a chiederlo. Vabbè, lasciamo perdere. Giusto, per carità. Per carità. Allora dicevo, signori della Corte, non ne parlo più della pena. Se c'è un'ipotesi di pena contenuta nei benefici di legge, è questa. Secondo, l'ho dovuto fare, perché io rivivo quell'angoscia. Io non credo, io sono... E l'ho detto il 16 giugno al pubblico ministero, che non era del tutto contrario. È giusto, è lecito scambiare ipotesi in diritto. La peggiore delle ipotesi è un autofavoreggiamento mediato,
ma io mi devo preoccupare della sorte di questo ragazzo. Terzo argomento, stiamo andando verso la fine, quello dell'ammissibilità dell'appello del pubblico ministero, o meglio, del valore, non tanto dell'ammissibilità, quanto perché che potesse fare appello contro Liparota e non farlo contro Alletto, ovviamente rientra nel potere del pubblico ministero e del procuratore generale. Non è vero quello che mi si è fatto dire dicendo si parla di erroneità dell'appello, non dico questo, io dico altra cosa. Dico che nel momento in cui si propone appello contro Liparota e non lo si propone contro Alletto, si propone non un appello al quale non si è legittimati. Dico che un appello parziale su una questione identica ha creato il giudicato interno. Quindi un limite non al potere di appellare, un limite al giudice dell'appello di per il potere di condannare, che è cosa diversa. Io non ho nascosto il mio pensiero, ho detto che non condivido quell'appello, e beh, ognuno ha le sue. Io parlo delle conseguenze giuridiche di quella condotta, sia ben chiaro, non solo lecita, ma anche legittimata e legittimata. Quindi non mi si può far passare come accusatore di un errore giuridico. Io però dico che questa condotta processuale ha creato il giudicato. Perché? Ovviamente, pur nella mia ignoranza, i limiti del giudicato soggettivo li conosco. Ma qui non c'era un giudicato soggettivo, qui c'era un giudicato oggettivo. Perché passando in giudicato l'assoluzione di Gabriella Alletto, passa in giudicato, ed è riformabile soltanto in merius qualora si arrivi a un'assoluzione, quell'altra questione, ma passa in giudicato l'affermazione dell'esistenza di uno stato di omertà nell'istituto e di condizionamento nell'istituto che ha creato, secondo quel giudicato, lo stato di necessità per Gabriella Alletto. Allora, signori della Corte, Liparota viveva, questo viene prima del problema dello stato di necessità per le minacce e le ritorsioni. Quando si crea il giudicato sull'esistenza del fatto e sulle conseguenze giuridiche del fatto, una diversa sentenza è legittimata solo se il fatto è diverso. Ma Liparota viveva e lavorava in quell'istituto. Se è passato in giudicato che sia stata condizionata e che si sia creato uno stato di necessità per Alletto, si è creato anche per Francesco Liparota. Ecco perché la Cassazione non solo non ha rigettato questo motivo di ricorso, ma lo ha significativamente ricordato proprio nella chiusura della sua sentenza, sottolineando l'esistenza del giudicato per Gabriella Alletto e l'effetto preclusivo che ne deriva. Questo dice, solo questo dice, ma questo lo dice. Perché questo è corretto. Qual è la differenza tra il giudicato interno e il giudicato esterno? Il giudicato esterno pone il vincolo del giudicato per tutti, erga omnes per tutti i processi. Il giudicato interno pone la preclusione, opera all'interno e impedisce che su quel punto si ritorni. E quindi, a mio convintissimo avviso, si era creata la preclusione per cui il PM poteva impugnare, ma nel momento in cui impugna solo per Liparota, perché si preoccupa dello stato di necessità per le minacce Ferraro, ma non impugna per la Alletto sulla esistenza dello stato di necessità nell'interno dell'istituto, pone le basi per un giudicato interno che impedisce al giudice dell'appello di accogliere l'appello stesso e condannare Liparota, creando
la contraddittorietà di giudicati interni, fra giudicato di primo grado e giudicato di secondo grado. Quindi io ritengo fermamente, in punto di puro diritto, che questo sia il minimo che è dovuto all'Iparota. È un minimo imposto dalla legge, ma siccome io non mi occupo mai della sola legge, sono un docente particolarissimo di procedura, perciò faccio istituzioni di diritto e procedura, non solo procedura. Io mi preoccupo anche della giuridicità della legge. È un fattore di equità e di giustizia. Il giudicato interno è un imposto dalla legge perché è un fatto di giustizia, perché non si può consentire la disparità di trattamento su una questione sostanzialmente identica. Quindi io non solo rivendico la questione tecnica, ma la moralità processuale della questione stessa. Non sarebbe necessario. Se è una conseguenza giuridica, è una conseguenza giuridica. Ma io credo che voi tutti giudici, togati o popolari, cambia niente. Siate un intelletto, ognuno di voi un intelletto naturalmente, ma siate anche una coscienza. In Cassazione il discorso è diverso. In questa sede non bisogna parlare solo all'intelletto, anche alla coscienza. Non si può partire da un'aspirazione di verità e di giustizia e arrivare a queste conseguenze sicuramente inique. Ancora una volta il diritto soccorre il giudice e l'essere umano nel tentativo di giustizia. Questo è il valore del giudicato interno, impedire un'ingiustizia. Ma signori, vedete che sto galoppando su quelli che pure sarebbero gli argomenti specifici, ma perché sono anche nei nostri atti di ricorso, quindi ne avete una traccia scritta e credo che assai meglio di queste disadorne parole, convinte, sofferte, ma mi rendo conto anche caotiche, possa servirvi lo scritto che controllerete, che è sintetico, ma almeno dalle idee. Io scrivo sempre poco. Primo perché ho poco tempo, scrivo sempre a luna di notte, quindi ho il tempo, devo chiudere. Ma anche perché non mi piace ammorbare, scusate il termine, il lettore. Al giudice si deve dare il concetto, poi lo valuterà egli stesso. Allora dicevo, le due tesi, stato di necessità, accolto dalla sentenza di primo grado e secondo me non più revocabile per quello che ho accennato. Significativamente ricordato dalla Corte di Cassazione. Guardate, ha ricordato poche cose di ciò che non rispetta. Questa l'ha ricordata. Questo vuol dire che ha lasciato una traccia nella sentenza della Cassazione. Non dico che l'ha accolto, però ha segnalato l'argomento. Questo è fuori dubbio. Non l'ha accolto perché non l'ha trattato, però lo ha segnalato. Non aveva nessun bisogno di farlo. È indicativo. Ma signori della Corte, nel merito, perché svillaneggiare come è stata svillaneggiata la sentenza di primo grado sullo stato di necessità? Badate, l'Iparota intanto era in quella situazione che ha consentito lo stato di necessità all'alletto. Ma per di più vi è un'affermazione di minaccia. Ora, io vi ho detto che non credo che esista la prova sul punto, ma se si dice che esiste, bisogna trarne delle conseguenze. Voi non potete condannare, cioè il giudice può fare tutto, dico non potete, secondo logica, secondo me e secondo equità, utilizzare l'accusa di Riparota contro Scattone e Ferraro e poi dimenticare il suo contenuto. Egli afferma delle minacce. Se negate la prova, le conseguenze le abbiamo esaminate. Se la ammettete dovete trarre le conseguenze. Che mi si viene a dire quando dice ma le minacce per giustificare lo stato di necessità devono essere concrete? Che vuol dire? Deve essere una bomba? Non ho capito. Se la minaccia c'è, c'è. Dice ma il pericolo deve essere attuale. Un momento, attuale ma futuro. Non voglio a quest'ora leggervi sentenze di Cassazione, le conoscete benissimo. L'attualità che giustifica l'esimente si riferisce all'offesa o in questo caso alla minaccia, l'offesa per la legittima difesa, la minaccia
il pericolo per lo stato di necessità. Il pericolo è necessariamente futuro. Scrive qualche sentenza, potrei leggervela, ma ripeto, lo sapete, e poi è buonsenso, non c'è bisogno. Vedete, voi giudici popolari, certo avete bisogno dell'insegnamento dei giudici togati, ma poiché avete un'intelligenza, il diritto lo potete capire benissimo, perché il diritto è soprattutto buonsenso. Io riesco a spiegarlo ai contadini che vengono al mio studio col figlio in galera, perché il diritto non è difficile. Hey, how's it going? Mr. Deadman of È the buon Dead senso Man's più Tone umanità. podcast. Umanità We gotta nel senso talk che about dicevo. Janelle Eliana here, allora, over here. This van È life ovvio, stuff scrive la Cassazione, is ma se il rubbing the pericolo wrong si fosse way. già Because realizzato non ci sarebbe più l'esimente, per l'ovvia ragione che non ci si può preoccupare di un pericolo già verificatosi. Se si parla di pericolo non si parla di danno. L'esimente spetta per il pericolo, non come reazione al danno. È chiaro che deve essere non un'affermazione campata in aria, ma questo dice la Cassazione quando dice deve essere un pericolo concreto. Come si fa a giudicare concreto o non concreto? E soprattutto, esiste o no un articolo 59? Che sicuramente vale anche per l'articolo 54, e che dubbio c'è? Cioè la putatività dello stato di necessità. La legge riconosce che il valore dell'esimente non è legato neanche alla oggettività del pericolo, purché uno abbia paura, purché questa paura non sia fuori dal... è chiaro, il diritto dice prima è buon senso, ma se non è fuori del buon senso che egli abbia temuto, gli spetta comunque l'esimente, perfino se lo stato di necessità non esistesse. E allora come si può negare che se avesse subito minacce per un fatto così eclatante ha potuto avere paura? E torniamo al suo comportamento. Al suo comportamento dopo il 16 giugno anche. Amore di verità o paura? Per quel suicidio processuale del 17 giugno e per la reiterazione del suicidio processuale con le dichiarazioni spontanee non c'è alternativa ragionevole. O amore di verità, e quindi secondo comma del 530, o paura, e quindi esimente. Ma soprattutto, e tranquillizzatevi, ho finito, in extremis sono riuscito a mantenere almeno la promessa di chiudere in mattinata. Allora vedete, signori della Corte, e vi assicuro che mi resta il rimpianto di tante cose non dette, ma ho voluto dirvi l'essenziale. E mi sono dilungato in alcune cose perché appartenevano solo a questa difesa. Il discorso del condizionamento. Hello, YouTube video watchers, and welcome back to my Fat Guy Family Grandpa Pregnancy Vlogging Animation channel, because apparently that's what passes for... È l'essenza del condizionamento. Perché l'arresto pretestuoso, perché hanno confessato, tra virgolette, Giannini e Belfiore, che sapevano che Liparota non poteva essere un concorrente, ma ne hanno voluto l'arresto. Quindi il condizionamento trova nella posizione Liparota il suo massimo senso. Ed ecco perché quella prima parte, impostata più sul racconto degli stati d'animo che hanno determinato la storia di questo processo, o meglio, hanno condizionato la vita di questo processo. E allora dicevo, ultima ipotesi, nella quale io ho sempre creduto ciecamente, come unica certezza in una marea di incertezze. Se si vera sint, come si può negare l'autofavoreggiamento mediato? L'autofavoreggiamento mediato lo capiamo tutti, perfino io, dice l'amico Pellegrino quando vuol fare una battuta. Questo lo capisco pure io, che lui sa ovviamente è sciocco, quindi non capisce niente. Allora volevo dire, capisco perfino io che cos'è l'autofavoreggiamento mediato, lo capirete sicuramente voi. Quando io proteggo qualcuno, non per proteggere quello,
ma anche, perché basta che sia anche, cioè può darsi che io voglia anche proteggere quel qualcuno, ma comunque così facendo proteggo me stesso da un pericolo, per quello che qui ci interessa, un pericolo alla libertà, cioè l'incriminazione. Signori della Corte, ma insomma, in astratto, come si fa a negarlo? Liparota, per dire fin dall'inizio, come persona informata sui fatti, piccola parentesi, persona informata sui fatti o non soggetto che deve essere sentito fin dall'inizio, questo sarebbe un serio problema di utilizzabilità di quelle dichiarazioni. O soggetto che deve essere sentito fin dall'inizio come indagato. Giannini ha avuto la lealtà di dirci, mi pare il 6 giugno dell'anno della prima rinnovazione, adesso mi potrei confondere sull'anno, il 6 giugno noi abbiamo considerato Liparota un indagato almeno dal 24 maggio. Io vi ricordo tutto perché non mi piace ingannarvi, anche perché è stupido, voi controllerete. Quindi questo vuol dire che Liparota almeno dal 24 maggio era indagato di fatto. E badate che su questo tema la situazione è determinante, perché molte sentenze della Cassazione dicono che per questo solo fatto spetta l'autofavoreggiamento mediatico. Ma io dico non dal 24, ma dal 21. Perché il 21, con quella notizia, già di quel prelievo, sorge il sospetto. Non ne parliamo del 21 sera, quando Lipari. Ma signori, e allora vedete, ecco, questo forse ve lo devo dire, qual è secondo me il pensiero sul punto? Queste dichiarazioni non sono utilizzabili per la condanna di nessuno, sono utilizzabili per l'assoluzione. Perché il 111 quarto comma dice che la colpevolezza, la responsabilità non può essere provata, ma l'innocenza quindi sì. Ma ormai comincio a scriverlo anche qualche avveduta sentenza. Ma comunque, vado alla fine, quindi devo stringere. Allora dicevo, per accusare si doveva collocare in quella stanza, come presente al fatto. Su questo non c'è ombra di dubbio. Questo è un altro passo inaccettabile della sentenza di secondo grado. Meno male che è stata annullata. Anche se io ho esordito in Cassazione dicendo che chiedevo l'annullamento di quella sentenza perché è una sentenza onesta, perché espone tutta la prova, facessero sempre così. E quindi rivelava le ragioni della sua nullità. Ma come si fa a dire? Ma non gli sarebbe successo niente. Ma come sarebbe successo niente? Signori, mentre stiamo parlando, ci sono una serie di ergastolani condannati per concorso in omicidio volontario per la presenza al fatto. Perché questo è innegabile. Negare questo vorrebbe dire negare la... non lo so, proprio la verità di ogni giorno, il notorio, l'esperienza umana, l'esperienza giuridica. Perché la presenza al fatto pone un grosso problema. Non è che automaticamente presente uguale concorrente. Però la presenza al fatto pone un grosso problema, che è l'eterno, angoscioso problema di tutti coloro che devono giudicare in questi casi. La posizione del presente al fatto che non abbia partecipato alla condotta materiale, che se ha partecipato alla condotta materiale è ovviamente concorrente per altre ragioni. Ma la sola presenza in punto di diritto può essere concorso se ha in qualche modo rafforzato la volontà della gente. Allora, ed è anche corretto, perché in questo caso c'è il contributo. Il problema è vedere se c'è questo rafforzamento, cioè un problema di prova. Ma attenzione, scusate, non battaglione, ma attenzione, l'esimente spetta, non, questo è l'errore incalcolabile della emotiva sentenza di secondo grado. L'esimente non spetta a chi sarà condannato, spetta a chi può essere incriminato.
è la tutela dall'incriminazione, non la tutela dalla condanna. E allora, se la presenza pone il problema giuridico del concorso di persone, ammettere la presenza vuol dire creare il pericolo dell'incriminazione. Ma se questo potesse apparire un ragionamento astratto, e questo non sarebbe un difetto, perché è un ragionamento giuridico, perché il giuridico è astratto, ma noi abbiamo la storia del processo. Che cosa avevano detto a Letto e Lipari su Liparota per provocare l'arresto di Liparota? Non avevano detto che aveva sparato. La Lipari non lo poteva dire che non ha visto lo sparo. La Letto espressamente nega la partecipazione allo sparo. Colloca Liparota al centro della stanza e lontano dai due. Questo è dato processuale pacifico. Su questo elemento, cioè sulla presenza passiva, non sulla presenza attiva, non sull'accusa che avesse detto, io ho sentito dire spara, per carità, sulla presenza nella stanza, a qualche metro di distanza e senza alcuna collaborazione o senza alcuna frase di rafforzamento della volontà. Su questo è stato arrestato Francesco Liparota. E allora come si può negare che se avesse fatto la stessa identica cosa e avesse ammesso di essere stato in quella posizione nella stanza, avrebbe potuto essere arrestato? È successo. Cioè, quello era il discorso giuridico. Questa è la prova del 9, è la storia del processo. Questa era l'accusa. Per questa accusa, la presenza al centro della stanza, è stato arrestato. Allora come si fa a negare che correva il pericolo di essere incriminato? Forse non l'avrebbero fatto per quella tale premialità illegittima che se gli serviva come teste non lo accusavano. E questo è ampiamente verosimile, ma questo non è diritto e non è neanche fatto. Questo è processo alle intenzioni. La certezza totale, ultima, e la più subordinata, ma quella che io non mi capacito come abbia potuto essere superata da giudici terzi ed imparziali, o meglio mi capacito, lo capisco, perché ripeto, torno a dire, non li uso questi termini di solito, è una inconsapevole vendetta giudiziaria, perché Liparota doveva salvare l'anima dei giudici, questo è. Doveva tranquillizzare la loro coscienza. Ecco perché gli appelli del Presidente. Perché ci doveva essere il suggello della prova di responsabilità di altri. E quindi doveva tornare ad accusare. Non lo ha fatto e scatta la vendetta. Non mi hai salvato l'anima, io ti danno, non ti condanno, ti danno. Signori della Corte, la certezza confermata dai fatti è che quando qualcuno ha collocato Liparota al centro di quella stanza è stato arrestato per concorso in omicidio volontario aggravato. Questa è la dimostrazione certa che se egli si fosse collocato in quella stanza, quantomeno avrebbe corso questo rischio. Su questo la giurisprudenza è unanime. Quando c'è il rischio dell'incriminazione, spetta l'esimento. Ecco perché, come ultima conclusione, ultima dal punto di vista della rispondenza a giustizia, ma primissima sotto il profilo della certezza del fondamento della tesi, io rassegno una conclusione subordinata di assoluzione ai sensi dell'articolo 384, neanche 54, perché è un'ipotesi scolastica di autofavoreggiamento mediato. Naturalmente in subordine a tutte le altre richieste, che non so se devo ricapitolare, visto che ovviamente...
Allora in via principale io chiedo la assoluzione ai sensi del secondo comma dell'articolo 530 per la incertezza e contraddittorietà della prova. Sì, ma la signora è bravissima. Incertezza e contraddittorietà della prova sulla sussistenza del fatto. In subordine, declaratoria di inammissibilità dell'appello per l'intervenuta formazione, non per mancata legittimazione, insisto, per l'intervenuta formazione del giudicato interno sull'esistenza dello stato di necessità Per intervenuta formazione del giudicato interno sull'esistenza dello stato di necessità. definitivamente asserito per la Alletto e quindi anche per il Liparota. Definitivamente affermato per l'Alletto. per l'Alletto. Basta così. Poi. Sì, In ulteriore subordine. momento che non credo che abbia. No. In ulteriore subordine, non punibilità ai sensi dell'articolo 384 Codice Penale, parentesi, autofavoreggiamento mediato. Questo per chiarezza, per non confusione. In ulteriore subordine, conferma ancora una cosa, conferma della sentenza di primo grado, solo per completezza, in ordine all'esimente di quell'articolo 50, agli articoli 54 e 59 Codice Penale. Quindi è un po' più che una conferma. Ma comunque. In estrema ed ultima ipotesi, attenuanti generiche, Lei. minimo della pena e benefici di legge. Anche quelli. Io chiedo scusa del troppo e del Prego. troppo poco. Io devo invitare altri difensori a parlare oggi e domani, ce n'è nessuno, volontari non ce ne sono. Allora, dato atto, scriviamo a verbale per favore, dato atto che non vi sono difensori disponibili a discutere oggi e domani, la Corte dichiara la sospensione della prescrizione per tutti gli imputati e per tutte le imputazioni, dato atto della non disponibilità, eccetera, dichiara la sospensione della prescrizione per tutti gli imputati e per tutte le imputazioni dal 7/11/2002 al 13/11/2002. Chi parlerà il 13/11? Va bene, abbiamo un volontario. 13/11/2002, data a cui rinvia ore 9:30, ulteriore discussione, stessa aula. Grazie.